Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste, nuova puntata. Questa mattina avremo ospiti in studio Francesco Bussani, consigliere comunale del Partito Democratico a Muggia, e poi Mirko Martini, consigliere a Trieste di Idea Giuliana. Se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la rassegna stampa e collegamenti esterni, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo, con il sito dell'Osmer regionale. Allora, vediamo la situazione generale. Fino a giovedì una temporanea rimonta dell'anticiclone porterà aria più mite, specie in quota, e favorirà il ristagno di aria umida nei bassi strati. Da venerdì l'affondo di una saccatura verso il Mediterraneo occidentale farà fluire sulla regione correnti meridionali progressivamente più umide e instabili. Quindi per oggi, martedì 13 gennaio, su bassa pianura e costa cielo coperto con qualche pioviggine nel pomeriggio sera sul Carso. Sul resto della regione cielo variabile con minore nuvolosità su Alpi e Prealpi Carniche. In montagna inversione termica a fondovalle con zero termico a 2700 metri. Vediamo la giornata di domani, mercoledì 14 gennaio. Sulla costa e sulla fascia orientale al confine con la Slovenia cielo coperto con possibili pioviggini sparse. Sul resto della regione cielo in prevalenza nuvoloso ma con qualche schiarita sulla fascia di Alpi e Prealpi più vicine al Veneto. Zero termico in calo a 1500 metri circa. Vediamo giovedì 15 su pianura e costa cielo in prevalenza coperto con qualche pioviggine sulle zone orientali, in montagna ancora nuvoloso ma con tempo migliore in quota e verso il Veneto. Zero termico a 1400 metri circa. Questa è la tendenza del meteo per oggi e per i prossimi giorni. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi. Cominciamo come sempre con il Piccolo di Trieste. Vediamo che un po' su tutti i giornali naturalmente campeggia la liberazione del cooperante veneziano. Trentini liberato dopo 423 giorni, torno a casa, ringrazio la Premier, e il Venezuela scarcera il cooperante veneziano insieme a un imprenditore piemontese, un incubo durato 423 giorni. Questa è una notizia che riportano naturalmente un po' tutti i quotidiani. C'è anche il commento, le domande che restano senza risposte. Si parla di Ovovia, decide la regione. Questo è il titolo, quadro finanziario dell'opera inviato al governatore. Il sindaco, sceglieremo lui e io cosa fare. L'ha detto anche noi ai nostri microfoni ieri il sindaco di Piazza. Il controverso progetto alla stretta finale, attesa una svolta per la prossima settimana. Tram di Opicina, almeno altri 4 mesi di stop. Questo l'avevamo già anticipato tempo fa. Il centrodestra, il caso Bertoli, giunta lampo nel gabinetto del primo cittadino, zittiti gli assessori. Fedriga, parlare meno, di Piazza nessuna lite. Poi marcia indietro sui distributori a marchio Friuli Venezia Giulia. Scocimarro, era solo un'idea. Ancora, basta abusivi a Trieste, taxi in sciopero. Oggi protesta nazionale in Friuli Venezia Giulia, ferme solo le auto bianche del capoluogo, aeroporto servizio garantito. Questo per quanto riguarda lo sciopero annunciato dei taxi. Ancora, referendum sulla giustizia, Italia al voto il 22-23 marzo, Consiglio dei Ministri la data, quindi c'è la data del referendum. Per quanto riguarda il basket, oggi la Bella in Ungheria, match da dentro o fuori, per quanto riguarda appunto lo sport. Poi ancora nelle cronache invece il mistero Resinovic, ricorso flop, spese legali a carico di Visintin. Ha portato 624 migranti in 137 viaggi in automobile e le accuse al super passeur, e poi realizzava video in cella e li postava su TikTok, detenuto a processo. Vediamo il Piccolo della edizione isontina. Si fa un'analisi della rinascita di Sant'Anna, la città che cambia, la città di Gorizia. Vediamo il quartiere di Sant'Anna costituisce l'area residenziale più grande di Gorizia. Pubblicato il concorso di idee per ripensare il quartiere, primo passo di un progetto da 18 milioni. Gorizia turistica, traguardo raggiunto a 26 giorni dall'apertura, ci sono già 64.000 nuove prenotazioni, 100.000
100.000 visitatori, Galleria Bombi da record, già appunto 100.000 visitatori in pochissimo tempo da quando è stata aperta questa novità. Ancora ladri di nuovo nelle case a Monfalcone, colpi a raffica, la refurtiva nelle Federe. Sono tornati dopo nemmeno 24 ore i ladri delle Federe che sfilano i rivestimenti dei cuscini per usarli a mo' di sacco e trafugare la refurtiva. Hanno colpito di nuovo in 3 villette della periferia quasi in sequenza. Nella quarta sono riusciti ad aprire solo una finestra e i disturbati hanno desistito. Consistente il bottino, ori di famiglia, orologi e contanti. Un encomio alla bengalese, il comune dice valuteremo la proposta a Monfalcone. La bengalese è la signora che ha soccorso la donna che era stata accoltellata dal marito che poi si è suicidato, quindi la signora appunto che l'ha soccorsa e ha praticamente salvato la vita chiamando subito i soccorsi. Aiutò 4 parroci, morto il diacono Franco Molli, a Gradisca la chiesa è in lutto. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, Trentini libero, grazie Italia, le prime parole dopo la scarcerazione. Posso fumare? Rilasciato anche l'imprenditore Burlò. Il ritorno a casa del cooperante veneziano dopo 423 giorni di prigionia. La telefonata di Mattarella alla mamma. Ancora sangue, l'Iran avverte sia al negoziato o alla guerra, la piazza, le ragazze uccise. L'ora è arrivata, un piano per il paese, parla Reza Pahlavi. Trattare con la dittatura, dice il principe dagli Stati Uniti, non porterà la pace, proteggere i civili sì. USA, indagine shock su Powell, la replica è una minaccia, il caso scontro senza precedenti, Trump, l'inchiesta non so nulla ma lui non è bravo. Le star e la spilla denuncia al Golden Globes il delitto di Minneapolis, le star contro Trump ai Golden Globes in segno di protesta per l'uccisione a freddo di Renee Good da parte della polizia, hanno indossato le spillette Eyes Out e Be Good. Referendum c'è la data, si vota il 22-23 marzo, l'incognita dei ricorsi. Quella frase di Jessica alla cameriera, fai entrare più gente, un dettaglio della strage di Crans-Montana, i verbali, emerge dai verbali, questa frase shock. Anche qui su Repubblica, Trentini ritorna a casa dopo 423 giorni di detenzione, l'Iran prepara la guerra ma siamo pronti al dialogo, Fed, indagato Powell è rivolta contro Trump. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano, Trentini e Burlò oggi in Italia, così Trump ha salvato Meloni, oltre 2.000 detenuti italiani nelle carceri mondiali. Il governo mente, il CSM è il più severo d'Europa, scrive il Fatto Quotidiano, referendum crolla anche la balla dei magistrati impuniti. Il caso della data, il governo ufficializza il 22-23 marzo, il comitato scrive al Colle, l'Italia punisce ogni anno lo 0,5% delle toghe, 0,2 in Spagna e 0,1 in Francia. Andiamo a vedere La Stampa, inferno Trentini e Burlò, era peggio di Alcatraz, raccontano i detenuti liberati. Il Venezuela scarcera il cooperante e l'imprenditore, decisivo il ruolo della Chiesa. I 2 italiani oggi a casa, la mamma di Alberto, ferita difficile da rimarginare. L'Iran convoca gli ambasciatori europei ma tratta in segreto con gli Stati Uniti, questo per quanto riguarda il nuovo fronte caldo. Trump terremota la Fed, ristrutturazione della Federal Reserve, indagato Powell, intimidazione della Casa Bianca, dice. Scuola, il governo commissaria 4 regioni di centro-sinistra, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, perché non hanno approvato i piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Il Nord dimenticato non ama più Salvini, è un commento insomma relativo alla politica italiana. Il GIP di Imperia, femminicidio no, si prostituisce, voleva ammazzare la moglie a colpi di forbice e coltello, ma per un giudice di Imperia non è stato femminicidio perché lei si prostituiva.
Il Giornale, giustizia, ci siamo, cambiamo l'Italia in 68 giorni, decisa la data del voto, paese a un passo dalla riforma attesa, 30 anni, referendum il 22-23 marzo. Il nostro viaggio tra i compagni che votano sì, l'evento a Firenze, Trentini e Burlò liberi, bentornati, ma per la sinistra no. Il governo e Trump decisivi, i progressisti con Maduro. Libero, sequestrate 1 milione all'ANM, rese dei conti tra toghe. Questo è il titolo principale di Libero. Alcuni magistrati, critici sull'utilizzo dei fondi associativi, sono pronti a chiedere il congelamento delle somme usate per la battaglia antigoverno sul referendum. Il Consiglio dei Ministri decide le date della consultazione, il voto il 22-23 marzo. E poi Trentini liberato, sinistra mutuolita. Domani Trentini libero, l'incubo è finito, il regime fa un favore a Italia e USA. Il cooperante è a casa dopo 423 giorni, liberato anche Burlò, ecco chi ha lottato per loro, scrive il Domani. E poi appalti e difesa, inchiesta a Roma. Il proprietario Ambrogio d'Arezzo ha costruito un piccolo gioiello oggi in difficoltà. Dopo un esposto sui conti in rosso della Tecne, la procura capitolina ha aperto un fascicolo d'indagine. La società produce blindati, bus e altre attrezzature. Le commissioni della difesa e l'esercito italiano. Il Sole 24 Ore, Donald, io presidente a interim del Venezuela, il Papa riceve Machado, il premio Nobel giovedì alla Casa Bianca. Liberati Burlò e Trentini, il volontario rilasciato dopo 423 giorni. Trump lancia l'attacco finale alla Federal Reserve, oro argento dal record, giù il dollaro. Questi i titoli principali dei quotidiani che sono in edicola oggi. Allora torniamo sul piccolo per le notizie di casa nostra. C'è l'approfondimento sullo sciopero dei taxi, troppi abusivi oggi lo sciopero dei taxi, nel mirino le applicazioni come Uber e le regole mai chiarite per gli NCC. Di notte situazioni critiche, ora lavorare più pericoloso, la denuncia di chi opera nel settore da anni. In primo piano Trieste, file in stazione, poche auto bianche, di sera e nei weekend e Go 2025 non basta. Questo è il quadro della situazione taxi in città. La notizia appunto che abbiamo già letto ovunque, Trentini e Burlò liberi dopo oltre 14 mesi e la fine di un incubo, ma andiamo rapidamente alle pagine di Trieste. Allora vediamo che c'è proprio l'approfondimento sul caso Bertoli, il centrodestra, giunta comunale e baruffe, Fedriga parlare meno, di piazza nessuna lite. L'appello all'unità del presidente, si deve lavorare, basta favori all'opposizione. Il primo cittadino, non vedo problemi, impossibile essere sempre tutti d'accordo. Quindi archiviata la mini crisi, ma restano gli strascichi nella maggioranza. Da Forza Italia l'invito ad abbassare i toni. Quindi questo è il quadro della situazione. Allora rivediamo insieme i nostri servizi, a cominciare dall'intervista di Gianluca Paladina, il sindaco di Piazza. Problemi in giunta è sbagliato, perché problemi in giunta non ce ne sono, anzi. Nessun malumore, nessun battibecco, non una riunione fiume come ci si aspettava, magari per discutere visioni differenti e tecniche di comunicazione, ma un incontro di pochi minuti, giusto il tempo di approvare alcune delibere, come quella che dà il via all'iter amministrativo per acquisire il parere delle circoscrizioni sulla modalità dell'appalto dell'asilo nido di Roiano. La riunione consueta della Giunta Comunale di Trieste è andata in scena a poche ore dal caso politico circa le dichiarazioni e controdichiarazioni di alcuni assessori sul metodo di lavoro e spesa del denaro pubblico. L'assessore al bilancio Everest Bertoli aveva rivolto le sue critiche a Giorgio Rossi, Cultura, e Michele Babuder, Pianificazione del Territorio, pungendoli sul loro operato. Questi avevano risposto piccati, prendendo le distanze da Bertoli e invitandolo a lavorare anziché sfogare i propri pensieri con la stampa. Nulla di tutto ciò sarebbe stato oggetto di discussione nella riunione odierna, avvenuta non nella sala giunta del municipio, ma nell'ufficio del sindaco, con i cronisti tenuti a debita distanza. Al termine dell'incontro, nessuno degli assessori ha voluto parlare con la stampa. Se uno dice io sono milanista e tu sei interista, mica che abbiamo fatto baruffa, abbiamo detto due posizioni diverse, secondo la mia opinione. Non c'è nessun problema in giunta tra assessori? Non c'è nessun problema in giunta, figurati.
Cioè, dopo naturalmente uno fa un'intervista, anch'io ho fatto un'intervista, ho detto delle cose, ma insomma anche con te qualche volta diciamo delle cose, ma mica per questo che sono un criminale, insomma, no? Anzi sono una brava persona. Poi, in merito alla dichiarazione dell'assessore Bertoli sull'impossibilità di vedere entro la fine del mandato l'avvio dei lavori per la cabinovia, il sindaco ha risposto così. Adesso ho mandato al presidente Fedriga la situazione finanziaria, guarda, neanche farlo apposta, e allora sto dicendo a questo punto è chiaro che farò dei ragionamenti. Mi sono avvocato, il tutto decide il sindaco, adesso vedo col presidente Fedriga e poi decidiamo. Infine, sulle prossime elezioni, io devo fare una campagna elettorale e portare alle vittorie il centrodestra. Questo è il mio obiettivo. Scommetto che lei sta già lavorando anche per il suo successore, immagino. Abbiamo già fatto. Sapete già chi è, quindi? Certo. Si può dire? 500.000 per le case di riposo. Quella del sindaco ha tutti gli aspetti di una battuta, ma forse è più un messaggio ai pretendenti del centrodestra perché ridimensionino le loro pretese e ambizioni. Abbiamo sentito il sindaco dire proprio di aver parlato con il presidente Fedriga della cabinovia dell'Ovovia, decide la regione, c'è il titolo anche qui sul piccolo, tram fermo invece altri 4 mesi. Il sindaco invia al governatore il quadro finanziario aggiornato e annuncia: si fa, sceglieremo io e lui entro la prossima settimana. Non sono pessimista, ma prima il presidente Fedriga era intervenuto proprio sulla lite interna, invitando tutti all'unità, strigliando un pochino, dicendo di non parlare, di parlare meno insomma con i giornalisti e lavorare di più. Ma sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. Era stato informato di queste dichiarazioni dell'assessore leghista Bertoli che provocano insomma una rottura all'interno della maggioranza? Le ho lette dai giornali, ma l'appello che faccio è quello di unità. Io penso che tutti gli assessori in Comune di Trieste stiano lavorando bene, stiano facendo il loro ruolo. L'assessore Bertoli ovviamente ha sulle spalle delle responsabilità importantissime, ma penso che tutti gli assessori stiano lavorando nell'interesse collettivo del Comune, quindi l'appello che faccio è di continuare in questo percorso e non perdersi in polemiche che non soltanto fanno un favore alle opposizioni, ma soprattutto non fanno un favore alla città. Massimiliano Fedriga non nasconde la sorpresa per le dichiarazioni dell'assessore Everest Bertoli, che con le sue critiche all'operato di alcuni esponenti della Giunta di Piazza, in particolare Babuder e Rossi, crea di fatto una frattura nella maggioranza che regge il Comune di Trieste. Basta la sua reazione a spazzare il campo dalle dietrologie su una possibile manovra orchestrata dal Carroccio. All'esecutivo comunale, anzi, il presidente rinnova la sua massima stima e non rinuncia a una tirata d'orecchie all'assessore leghista. Quindi lavorare, parlare di meno magari nei mezzi di informazione e invece continuare quell'ottimo lavoro che è stato fatto dal Comune di Trieste, guidato ottimamente dal sindaco di Piazza. Allora andiamo alla cronaca e ai test genetici, balistici, informatici per quanto riguarda l'omicidio di San Luigi. 2 persone sottoposte a tamponi, prova dello stab per un artigiano, un'operatrice sanitaria che frequentavano la casa di Granieri. L'arma con la quale è stato ucciso Nicola Granieri era già stata utilizzata in passato per compiere reati. Sotto le sue unghie e sugli abiti che indossava, sulla camicia appoggiata sul cadavere, ci sono tracce di DNA di terze persone, ci sono impronte o altre tracce di interesse investigativo sul casco e sul bauletto del suo scooter. A queste domande daranno risposta gli accertamenti di natura genetica, dattiloscopica e balistica disposti dal PM Andrea Laganga, che inizieranno venerdì nel gabinetto interregionale della Polizia Scientifica del Triveneto, scrive Laura Tonero oggi sul Piccolo. Cure al padre, fine vita, i figli devono risarcire con 55.000 euro a Sugi. La causa intentata e poi vinta dopo il ricovero a Cattinara non era supportata dalle volontà del paziente nell'esposto sulla sospensione dei trattamenti. La decisione, quindi vediamo l'avvocata Giovanna De Manzano, il ricorso, la battaglia giudiziaria non è finita. Si parla ancora del caso Resinovic, l'ordinanza non era impugnabile, specie
spese processuali a carico di Visintin, le motivazioni della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'atto del GIP. Gli avvocati del marito di Lilli proponevano una perizia medico-legale, valutiamo l'appello alla CEDU. Ne parliamo fra pochissimo rivedendo insieme il nostro servizio, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico quest'oggi in città. Chi abbiamo al telefono? Allora, il vice ispettore della Polizia Locale, Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori che sono in ascolto. La notte è trascorsa in maniera piuttosto serena e tranquilla, senza particolari eventi di rilievo. C'è stato solo un piccolo incidente a carattere di caduta accidentale di un motociclista nella zona di Piazza Foraggi, senza gravi conseguenze. Bene. E per il resto sono stati alcuni interventi di routine su codice della strada, nulla di segnante. Per la giornata attuale in scadenziario per interventi particolari o particolari eventi della giornata non abbiamo nulla di che. Farò solo una nota per quel che riguarda la circolazione di San Giusto, visto che in questi giorni appunto dopo le feste sono ripresi comunque i lavori, per cui diciamo che la parte di via Capitolina che conduce al castello nel tratto da via Ragazzi del 99 alla via Cattedrale è in doppio senso, e chi deve da Ragazzi del 99 scendere verso in città deve fare il ritorno dalla via Grossi. Ecco, questa è l'unica cosa che va segnalata. Altre cose per il momento non avrei, ci sarebbero degli aggiornamenti che vedremo dopo. Bene. Magari in orario di pranzo. Ecco. Benissimo, allora la rimando a quell'orario. Grazie intanto per le informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, stavamo parlando appunto del caso Resinovic, il nuovo passaggio giudiziario, il fatto che sono state rese note le motivazioni per cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l'atto del GIP. Allora, rivediamo insieme il servizio. Nuovo capitolo giudiziario nel caso Resinovic. Sono state pubblicate oggi le motivazioni che spiegano perché il 18 novembre scorso è stato giudicato inammissibile dalla Cassazione il ricorso presentato da Sebastiano Visintin tramite il suo avvocato Bevilacqua, che chiedeva un incidente probatorio per una perizia medico-legale. La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, ha anche condannato il marito di Liliana al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali. Le motivazioni confermano le indiscrezioni che si erano diffuse sulla decisione della Corte Suprema già nelle settimane scorse. La difesa di Visintin aveva proposto ricorso sostenendo l'abnormità dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste del 30 giugno scorso, che rigettava la richiesta di procedere con le forme dell'incidente probatorio a perizia diretta ad accertare le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovic. La doglianza è manifestamente infondata, scrivono i giudici di Cassazione, per i quali il provvedimento del GIP non è abnorme e non si pone al di fuori del sistema. Ancora la cronaca e gli aspetti appunto delle indagini del Tribunale, l'inchiesta congiunta tra la DDA di Trieste e la magistratura croata, trasportati almeno 600 migranti, scoperta un'organizzazione di passeur. Ai trafficanti di esseri umani vengono contestati 137 viaggi che avrebbero fruttato oltre 300.000 euro. Non un semplice passeur, ma una pedina di rilievo di un'organizzazione di trafficanti che gestiva il transito di centinaia di migranti. Il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia Federico Frezza ha chiuso le indagini a carico di Josip Katavic, il 38enne croato che lo scorso luglio, nel tentativo di scappare dall'inseguimento della polizia slovena, era finito con l'auto in un dirupo a San Dorligo della Valle. Dentro nell'abitacolo c'erano 6 profughi. Durante la sua folle corsa in alcuni tratti l'automobile aveva raggiunto anche i 200 km/h.
mettendo seriamente a repentaglio la vita delle persone a bordo. A carico del 38enne la magistratura croata ha anche emesso un mandato di arresto europeo, visto che parte dei reati contestati sono stati commessi anche in quel paese. Katavic, difeso dall'avvocato Lucrezia Kermaz del Foro di Trieste, è ora in carcere al Coroneo, scrive Giampaolo Sarti sul Piccolo. Cucina droga a casa del pusher, aiutante condannato a 20 mesi. La sentenza dopo i 2 arresti di ottobre in via Rossetti. Ladri in azione nelle case di San Vito, a Soquadro una villa di via Besenghi. Il ritorno dei furti nelle abitazioni. Torna l'allarme furti nelle case dopo l'incursione di uno o più malviventi all'interno di un appartamento di via Rossetti avvenuto pochi giorni prima di Natale. I ladri si stanno nuovamente focalizzando su San Vito, una villa situata in via Besenghi nei pressi dell'incrocio con via Carpaccio Vettor, è stata presa di mira proprio in questi giorni. Il proprietario, quando è rientrato a casa, ha trovato l'abitazione a soqquadro, segno che i criminali avevano rovistato alla ricerca di denaro e oggetti preziosi. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, non è però l'unico fatto. Il quartiere residenziale è stato oggetto anche di altri tentati furti in questo periodo. Vediamo qui appunto la casa dove c'è stato il furto. Detenuto posta video su TikTok, l'abbiamo già visto in prima pagina, processo per il cellulare in cella. 30enne romeno sorpreso dagli agenti penitenziari con il dispositivo in mano. A giudizio finisce pure un coetaneo italiano per il messaggio inviato a un'amica. Il caso scoperto nell'estate 2024 grazie a una soffiata. L'evasione e la cattura, un mese fa la fuga del 31enne Khan, attesa l'estradizione. Frode IVA per 40 milioni, imprenditore assolto dall'accusa di associazione, la revisione della sentenza. Ancora migrante nepalese, stato di morte cerebrale dopo l'arresto cardiaco in Porto Vecchio, nessun segnale di miglioramento per il 43enne nepalese che nei giorni scorsi era stato colto da un arresto cardiaco all'interno di un magazzino abbandonato del Porto Vecchio. Un 40enne rumeno arrestato in autostrada, era latitante dal 2016, intercettato su un bus. Freddo e scioperi del personale, lezioni sospese in 2 scuole, riscaldamento in tilt al Petrarca di via Rossetti, studenti a casa dopo 2 ore. La mobilitazione dei collaboratori ATA chiude la sede del Dante di via Giustinelli. Noi ieri eravamo al Petrarca, il rientro in aula difficile dopo il fine settimana a causa del freddo e del malfunzionamento di un impianto di riscaldamento che però si è risolto in poco tempo. Allora vediamo e sentiamo nuovamente che cosa ci racconta Gianluca Paladì. I circa 300 studenti del liceo Petrarca all'arrivo a scuola questa mattina sono stati subito rimandati a casa a causa di un guasto dell'impianto di riscaldamento che naturalmente non permetteva di svolgere le lezioni, l'attività scolastica con le temperature adeguate, ma i tecnici si sono messi subito al lavoro per ripristinare la situazione il prima possibile. Da domani si torna a scuola, giusto? Assolutamente, in verità si torna già da oggi pomeriggio perché è stato garantito dall'ente di decentramento regionale che è intervenuto direttamente a scuola proprio per verificare la situazione che la temperatura verrà ripristinata correttamente a partire dalle ore 15 di oggi. Quindi tutte le attività pomeridiane sono confermate e così anche d'ora in poi. E naturalmente rassicuriamo tutti che domani il servizio regolare si torna tranquillamente a scuola dalla mattina. Assolutamente sì, tutto risolto, tra l'altro con la massima collaborazione da parte della Regione e la massima attenzione e correttezza anche da parte degli studenti che sono stati correttissimi e bravissimi, hanno seguito tutte le istruzioni e anche noi ci siamo attivati immediatamente. Com'era lo scenario questa mattina? Siete arrivati tutti a scuola e avete scoperto la problematica, il guasto, quindi gli studenti erano già arrivati? Sì, erano già arrivati, naturalmente avevano freddo, quindi stavano coi cappotti, ma tutti stavamo insomma chiaramente coi cappotti. Abbiamo atteso l'intervento dei tecnici e del direttore generale dell'ente di decentramento regionale, la dottoressa Clericuzio, che ringrazio per essere intervenuta personalmente. Una volta che abbiamo capito qual era la situazione è stata disposta la sospensione delle lezioni per questa parte di fascia oraria, ma da oggi pomeriggio è tutto regolarissimo.
E confermiamo che lo sentiamo, i caloriferi sono belli caldi, quindi è già ripartito tutto. Assolutamente sì, però la temperatura ancora non è stata correttamente ripristinata, dalle ore 15 lo sarà. Allora, torniamo ancora per qualche istante ai temi nazionali. Abbiamo visto la liberazione del cooperante, dell'imprenditore italiani. Alberto, lo stupore per la scarcerazione. Adesso posso fumare una sigaretta? La madre, una gioia immensa, ma adesso serve intimità. Il video da Caracas, ringrazio la Premier e il governo. Vediamo ancora Venezia si è risvegliata con le campane a festa e palloncini tricolore. Così il Lido ha celebrato la fine dell'incubo per la famiglia Trentini. Fiori sul portone di casa in attesa di poter riabbracciare il cooperante. Con Alberto si è riscoperto il senso di una comunità. Il patriarca Moraglia felice per la liberazione. Vediamo le crisi internazionali. Il Teheran chiama la piazza, dialogo aperto con gli USA, leader iraniani pronti al confronto, incontro possibile, frizioni con l'Europa. Trump non nega un eventuale vertice tra i rappresentanti dei due paesi. Chiesta la mobilitazione della politica e il sostegno ai bipartisan ma disunito. Forse dovrò scegliere Groenlandia o la NATO, De Donald non molla. La Casa Bianca incalza Powell, l'indagine penale sui lavori alla Fed, il presidente è solo un pretesto. Qui siamo sulla pagina dell'Istria Quarnero e Dalmazia, per quanto riguarda l'ambiente, in arrivo il piano per regolamentare la presenza dei lupi. Eliporto dell'ospedale di Pola, Zagabria pronta ad accelerare. Poi ancora piste ciclabili e trekking per valorizzare il Platak. Slovenia, Golob punta a riunire il centro-sinistra, il voto fissato per il 22 marzo. Il presidente croato sui Rafale francesi, a noi caccia usati, a Belgrado i nuovi, lamenta appunto il presidente croato. I croati all'estero in 9 mesi inviati in patria 4,8 miliardi. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Rieccoci in diretta, 7:34 del mattino, ancora qui a Sveglia Trieste, ancora con la nostra rassegna stampa. Allora torniamo sul giornale, sul piccolo, nelle pagine dell'attualità, della politica nazionale, per vedere che è stata fissata la data del referendum sulla giustizia. Allora, referendum, stabilite le date, si voterà il 22 e 23 marzo. Il comitato firme annuncia il ricorso e dichiara che si appellerà a Mattarella. Movimento 5 Stelle, riforme da bocciare, non c'entra con l'ammodernamento della giustizia. Per Tajani necessari slogan semplici, votare sì per una giustizia giusta. Sistema scuola, il governo commissaria 4 regioni, l'abbiamo già visto appunto in prima pagina. Poi ancora nuovo servizio sanitario, ospedali d'eccellenza e più cure sul territorio, si aggiorna il modello nazionale. Il presidente Zaia, l'ex presidente Zaia verso la rinuncia a Venezia con la prospettiva Parlamento. L'ex governatore non intende partecipare a suppletive o comunali, alla guida del Consiglio regionale del Veneto fino al 27. Poi le politiche, la garanzia richiesta di un posto di prestigio a Roma, il no al disegno tratteggiato da Salvini. Caregiver, parte l'iter per il disegno di legge, contributi legati all'ISEE. Dietro front sulla benzina targata Friuli Venezia Giulia, l'uscita di Scoccimarro irrita Forza Italia. Cabibbo, si rischia la distorsione del mercato, l'assessore dice un malinteso, idea pre-embrionale, insomma era uno studio, una proposta poi fra l'altro nata dal basso. Allora sentiamo che cosa ci ha detto ieri proprio l'assessore Scoccimarro e quali erano state le proteste di Forza Italia subito dopo quelle insomma, abbastanza normali da parte dell'opposizione sui distributori di benzina e di carburante targati regione, targati Friuli Venezia Giulia, una notizia che ha fatto discutere. Non vedo ancora pronto il servizio, allora andiamo avanti e lo recupereremo fra poco. C'è un altro servizio che vi abbiamo mostrato ieri nel telegiornale, è stata completata la posa del nuovo parquet
alla scuola Addobbati. Qui vediamo la presentazione ieri da parte dell'assessore competente Elisa Lodi insieme ad alcuni consiglieri comunali. Allora rivediamo insieme il servizio sulla scuola Addobbati. Nuovo pavimento per la palestra della scuola media Addobbati di Salita di Gretta. L'intervento ha riguardato il completo rifacimento della pavimentazione resa necessaria dal progressivo deterioramento del precedente rivestimento in PVC, che presentava sollevamenti e punti con rischio di inciampo, oltre a scarse capacità di assorbimento degli urti. Dopo una fase iniziale di riparazioni temporanee, il servizio edilizia scolastica e sportiva ha optato per la sostituzione integrale del pavimento con una nuova superficie in legno più idonea all'attività sportiva e in grado di ridurre lo stress articolare e il rischio di infortuni. Per limitare i tempi di intervento ed evitare la rimozione della pavimentazione esistente è stato adottato un sistema di incastro a basso spessore, composto da materassino elastico e piano ripartitorio multistrato. È un lavoro fatto con tempistiche molto compatibili con le esigenze scolastiche, quindi anche con grande rapidità, un ottimo lavoro che si inserisce in effetti in tutta una serie di attività e di lavori che sono stati fatti nel mio istituto per la riqualificazione, di cui ringrazio il Comune. Nel periodo natalizio, grazie alla sospensione delle attività scolastiche e sportive, abbiamo risistemato questa pavimentazione con una pavimentazione nuova, 50.000 euro di intervento, quindi ovviamente ringrazio l'impresa e tutti coloro che hanno collaborato per riuscire poi all'apertura dell'anno scolastico a avere una pavimentazione nuova. Ricordo anche i recenti interventi alle docce degli spogliatoi, 70.000 euro di intervento, anche questo rifatto pochi anni fa e sono completamente nuove. Non ci fermeremo sicuramente perché dovremo poi intervenire anche con la tinteggiatura, togliere la carta d'apparati e ritinteggiare la palestra. Il nostro intento è quello di riqualificare le nostre palestre, di renderle ovviamente sicure e fruibili ovviamente dai nostri bambini. A beneficiare del nuovo parquet non saranno soltanto i ragazzi della scuola Addobbati, ma anche le altre associazioni sportive che proprio in quella palestra svolgono le proprie attività. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Cerbone Giovanni e Figlio SRL. Allora, queste appunto le notizie per quanto riguarda la palestra, ma torniamo per un attimo sul piccolo, sempre su questo argomento della bagarre che è nata intorno a questa proposta di distributori di benzina, distributori di carburanti, quindi una polemica, targati Friuli Venezia Giulia, quindi regionali. L'uscita di Scoccimarro irrita Forza Italia, l'esponente invece il capogruppo di Forza Italia, Cabibbo, ha detto si rischia la distorsione del mercato. L'assessore ha parlato di un malinteso, di un'idea pre-embrionale. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Ieri le critiche dall'opposizione, in particolare da Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia, oggi il fuoco amico di Forza Italia. I consiglieri regionali azzurri si dicono favorevoli agli sconti che alleggeriscono la spesa degli automobilisti, ma prevale un orientamento liberale rispetto a una regione che diventi gestore diretto di distributori di carburante. Al centro della bufera le misure che la regione sta valutando per contenere il costo dei carburanti, lanciate proprio a Tele4 dall'assessore all'energia Fabio Scoccimarro, il quale, a scanso di equivoci, chiarisce il suo pensiero. Si è creata una tempesta, un bicchiere d'acqua. La Regione non vuole sostituirsi ai privati nei distributtori di benzina, ma colmare soltanto delle carenze che oggi ci sono nel servizio al pubblico rispetto, per esempio, all'estero. Quindi l'apertura sabato e domenica, dare dei servizi aggiuntivi, per esempio nelle marine dove non ci sono o ce ne sono pochi distributori di benzina, e nei distributori mettere il gas GPL, mettere l'energia, in futuro anche l'idrogeno. Ecco, questo è quello che si vuole fare e affidarlo la gestione ovviamente ad un privato, non certamente saremo noi a erogare questi servizi. Ribadendo che si tratta non di un progetto esecutivo ma di uno studio preliminare per dare risposta a una richiesta dei cittadini, l'assessore parla di un evidente malinteso, dal momento che non si mira a distorcere il mercato ma a offrire servizi oggi insostenibili per un privato. Allora andiamo ancora a vedere la cronaca nazionale e internazionale, l'attualità nelle pagine del Piccolo. C'è pericolo di fuga, Moretti resta in carcere, il proprietario del Constellation dove c'è stata la strage di Capodanno, Crans-Montana, possibile la cauzione ma solo dopo l'istruttoria, a breve una rogatoria dei magistrati italiani sul disastro. Operaio cade, perde la vita all'ex Ilva di Taranto durante un controllo. Un ferito
ferito, fuori pericolo, Leonardo resta grave. Il sindaco di Milano Sala dice serviranno anni di cure. Il monossido di carbonio uccide padre e figlio, tragedia nel Cuneese. L'uomo era un ristoratore e il ragazzo aveva solo 17 anni. Funzionario aggredito, altri 2 fermi a Roma, anche loro sono cittadini tunisini. Stabile il 57enne. Delitto di mira, il vigile urbano, non mi ricordo chi ha sparato, l'omicidio del barman e l'ombra di un tragico scherzo. Salvagno e l'ossessione del video hard con una trans, mi dicevano che girava ma io non l'ho mai visto. Queste le giustificazioni di questo terribile delitto. Noi ieri invece ci siamo occupati di un altro fatto di cronaca all'interno della città di Trieste, in particolare nella zona del Porto Vecchio, di Piazza Libertà, gli accoltellamenti che ci sono stati nel fine settimana. La polizia sarebbe già sulle tracce degli aggressori, si tratterebbe di 2 connazionali dei 2 giovani afghani che sono stati feriti dopo un tentativo di rapina. Vediamo il servizio. È solo questione di tempo per la cattura di 2 cittadini afghani che nella serata di sabato hanno tentato di rapinare altri 2 connazionali di 20 anni. Un'aggressione culminata nel doppio accoltellamento di uno dei 2 malcapitati e di un loro amico giunto in soccorso. La Polizia di Stato ha una chiara pista investigativa grazie al racconto delle vittime sentite in queste ore, che avrebbero fornito elementi importanti per l'identificazione dei 2 aggressori. Evidentemente i rapinatori conoscevano le loro prede. Tutti i protagonisti dell'episodio graviterebbero nell'area dei magazzini dismessi del Porto Vecchio. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. L'episodio dell'altra sera è successo a poche ore dalla decisione di rafforzare i controlli in piazza Garibaldi dopo la brutale aggressione di via Foscolo ai danni di un cittadino marocchino. Nella tarda serata di sabato in Piazza della Libertà, uno dei 2 ventenni afghani era stato avvicinato da una coppia di connazionali che pretendevano la consegna del cellulare. Al suo rifiuto uno dei giovani era stato colpito da una coltellata al gluteo. Stessa sorte per un amico arrivato in soccorso e raggiunto da 2 fendenti, uno al fianco e l'altro alla schiena. Poi gli aggressori avevano fatto perdere le loro tracce. I sanitari del 118 avevano portato d'urgenza le vittime in ospedale per le cure del caso. Le condizioni del migrante colpito al fianco e alla schiena erano apparse subito serie, ma fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita. Allora, ancora sul giornale, torneremo a Trieste, costi elevati e meteo incerto, chiusa la pista di pattinaggio. Il gestore non ha dunque esercitato il diritto di proroga. Ieri è stato domenica è stata l'ultima giornata appunto di apertura per la pista di pattinaggio. Piano elettrificazione in porto, espropri lungo 23 km. Il tracciato di Terna parte da Duino Aurisina fino alla cabina primaria di Roiano. Nell'iter le particelle interessate, le osservazioni dei proprietari entro 30 giorni, un intervento da 80 milioni. Integrazione con Acegas, 350 megawatt di potenza, il cantiere ultimato. Vediamo Muggia, ne parleremo fra poco con il consigliere comunale Bussani, ma qui vediamo che si annuncia un centro di aggregazione per i giovani di Muggia, verrà realizzato dietro alla biblioteca, l'edificio che ospiterà il centro appunto di aggregazione giovanile per Muggia, dove i ragazzi potranno ritrovarsi, svolgere attività, eventi e altre iniziative con la presenza di personale dedicato, lo ha annunciato il sindaco Paolo Polidori. Allora andiamo a vedere l'edizione, la pagina dell'economia, PNRR, progetti a rilento, difficoltà sul personale, procedure complesse, la Corte dei Conti sullo stato di attuazione, alcuni ritardi recuperati ma restano criticità. Nel nord-est arrivano il 17,7% dei finanziamenti, mentre sud e isole insieme assorbono il 44%. Il gruppo NEM presenta l'offerta per la stampa, a ordine da 150 milioni per Danieli in Albania. Marco Polo, l'aeroporto veneto con i nuovi terminal punta ai 20 milioni di passeggeri. Navi speciali, Fincantieri ottiene ordini da 200 milioni per Vard, la controllata norvegese costruirà 4 unità per Ocean Infinity, consegne previste nel 2028. Vediamo il retroporto, legge sugli insediamenti logistici, obiettivi
obiettivo evitare consumo di suolo. Disco verde del CAL, presto in commissione il testo che assegna alla Regione le nuove autorizzazioni. Vediamo le pagine di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. 18 milioni per ripensare il rione di Sant'Anna, concorso di idee. Questo accade appunto a Gorizia, qui ci sono anche dei bei rendering, soluzioni possibili. Alcuni esempi appunto di riqualificazione urbana. I residenti chiedono ciclabili, una piazza, parchi attrezzati e area per animali. Vediamo ancora Callari, l'assessore regionale, la gestione dell'auditorium affidata a una realtà di primo piano. Vediamo anche il successo della galleria, la Digital Art Gallery, 100.000 visitatori, raccolto quella nuova Galleria Bombi. A Monfalcone vediamo l'escalation dei furti. Dallo Zocchet a Selz, l'incubo dei ladri fra le casette a ridosso del Carso. 6 colpi nelle 2 zone collegate da una stradina. La banda delle Federe mette i gioielli nei rivestimenti dei cuscini. L'abbiamo già visto in prima pagina, alcune villette un po' isolate nella zona a ridosso proprio delle colline carsiche. Accolti nel centro per minori ma avevano più di 20 anni, erano ospiti della comunità Timavo. Quando hanno chiesto asilo l'età è venuta a galla, Cisint permanenza costata 58.000 euro. Soccorse la prof ferita, valuteremo se darle il premio in consiglio, la donna bengalese che ha dato l'allarme dopo il fatto di sangue dell'Epifania. Il sindaco Fasane e il presidente dell'aula Bergantini in attesa della richiesta del centrosinistra che sarà depositata oggi. Il primo cittadino per ora non si sbilancia, mi riservo di leggere le motivazioni poste dall'opposizione. Il numero 1 dell'Assise, si evitino strumentalizzazioni, ci confronteremo nella capigruppo. Vediamo le civiche di centrosinistra puntano su Brandolin, Bullian al lavoro per la rivincita bisiaca verso le provinciali 27 dopo la batosta del 25. Con lui pronti anche Caruso, Bellavite, Toros, Terzoni, Facchin e Verdimonti. Ci si prepara insomma alle prossime tornate elettorali. In comune i protagonisti dei presepi artigianali sempre a Monfalcone, mentre a Ronchi dei Legionari, Giardino di Natale, 85.000 presenze, eventi in calo, il traino dal curling Bisiac. L'anno scorso venne raggiunto il record di 100.000, ma stavolta si sono fatti i conti con meno sponsor e meno appuntamenti. Allora, torniamo sempre sul Piccolo di Trieste per tornare alle notizie all'ampia pagina di cronaca, ma in realtà ieri poi abbiamo intervistato il presidente Fedriga proprio sul fenomeno delle baby gang e dei cosiddetti maranza, insomma della legge, della normativa annunciata dal governo Meloni per quanto riguarda proprio la lotta al fenomeno delle baby gang, ma non solo. Allora sentiamo che cosa ha risposto il presidente della regione Fedriga. Tanto devo vedere il testo ovviamente, però sicuramente sono interventi normativi che servono anche visto un contesto sociale che è radicalmente cambiato e ci sono anche degli allarmi sociali che devono essere affrontati sicuramente con norma di legge e non solo. È il parere del presidente della regione Massimiliano Fedriga sul nuovo provvedimento annunciato dal governo Meloni per contrastare il fenomeno delle baby gang e delle violenze perpetrate dai cosiddetti maranza. Allo studio misure come il divieto di vendita di coltelli ai minori o per accentuare la responsabilità dei genitori che non controllano i ragazzi, ma l'aspetto normativo secondo Fedriga non basta. Serve anche ovviamente un presidio del territorio e anche dal mio punto di vista un cercare di dissuadere attraverso attività formative e di prevenzione situazioni di degrado sociale come queste che testimoniano ovviamente delle criticità importanti in molte comunità. Il presidente ha poi risposto alle domande dei giornalisti sugli scenari internazionali, in particolare sui fronti caldi del Venezuela e dell'Iran e sulla liberazione del cooperante italiano Trentini. Penso un successo del governo. La situazione in Venezuela è delicata, ma devo dire, se posso dare un mio giudizio, migliorata. Mi sorprende che alcune frange estremiste del nostro paese abbiano manifestato contro l'intervento in Venezuela, che invece è un intervento doveroso. Dopo appellarsi, no, ma come si interviene sul diritto internazionale? Dobbiamo riunire l'ONU
per chiedere se possiamo poter raggiungere l'ONU. Oltretutto ricordo c'era la commissione dell'ONU dei diritti umani presieduta dall'Iran. Ecco, io dell'ONU, devo dire la verità, mi fido poco. Allora, andiamo ancora sulla pagina degli spettacoli, della cultura. Ci sono stati i Golden Globes, il trionfo di Anderson, una battaglia dopo l'altra, fa incetta di statuette, 2 anche per Hamnet, Buckley miglior attrice, Chalamet miglior attore, Spillette in memoria di Good. L'abbiamo già visto anche nelle prime pagine anche di altri quotidiani, questo resoconto. Si parla anche già di Sanremo, Laura Pausini sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di tutte le serate, l'annuncio di Carlo Conti. Vediamo ancora invece, ecco qui appunto vediamo Laura Pausini, ma andiamo alla pagina sportiva perché si parla del basket dentro o fuori. Oggi la gara 3 in Ungheria, chi vince passa al round of 16. Gonzales, vogliamo fare di tutto per rimanere in corsa. Questa è la Champions League per quanto riguarda il basket. Ieri invece ci siamo occupati della partita di campionato. Allora rivediamo insieme il servizio di Marco Stabile proprio sul basket, sulla pallacanestro Trieste che va alle Final 8 di Coppa Italia nonostante la crisi, quindi ha battuto Cantù per 84-79 nell'ultima gara del girone d'andata nonostante la crisi in corso. Vediamo. Missione compiuta sul fronte Final 8 di Coppa Italia, la qualificazione in tasca. I problemi strutturali e di tensione interna però rimangono tali e quali. La pallacanestro Trieste batte per 84-79 una modesta Cantù, una partita piena di up and down in cui i biancorossi hanno il merito di mandare 5 uomini in doppia cifra, dominare a rimbalzo nonostante l'assenza di Sissoko, per poi sfruttare il grande talento offensivo di Ramsey nel finale. Dopo i fischi di mezzo palazzetto a coach Gonzales durante la presentazione, la squadra entra in campo con grande spirito di rivalsa. Ruzier guida l'attacco, Jutov si propone subito come punto di riferimento offensivo. Nonostante un paio di trovate al ferro di Bello, Sneed e Green, i biancorossi prendono progressivamente il largo. Sulla tripla di Brown si tocca il +10, poi le giocate in combo di Toscano e Brooks chiudono i primi 10 minuti sul 26-14. Nel secondo quarto tutto il nervosismo sin qui represso esplode, le proteste inutili, la tensione sui cambi e i vuoti in difesa. Cantù ne approfitta con Green, Chiozza e Sneed, confezionando un parziale di 15-2 per il pareggio a quota 33. Poi sale in cattedra Toscano, prima il ferro dall'ala, poi utilizzato da portatore di palla, infine pure in isolamento. A metà partita il tabellone recita 44-41. Nella ripresa si materializzano gli incubi peggiori. Cantù confeziona un 11-0 stordente, guidata da Bello e Bortolani, andando sul +6. Ma in una partita di parziali, se ce n'è una, Trieste risponde con un 10-2 firmato Toscano, Brown e Brooks. Dopo aver ripareggiato la sfida, e Ruzier, 13 per lui alla fine, tanta sostanza, a piazzare 2 triple ribaltando il massimo vantaggio ospite. La gara sembra avviata verso un finale in discesa quando Ramsey prende in mano la squadra. L'atleta di Dio ne mette 17 su 20 totali solo nell'ultimo quarto, ma nonostante la prova giordanesca in attacco e un margine di 10 punti sul 70-60, Cantù rimane con la testa attaccata alla partita e con Bortolani e Chiozza rimonta sino al -2. La stessa guardia ex Milano ha in mano la tripla del sorpasso ma la fallisce. I liberi conseguenti al fallo sistematico chiudono la pratica. E ieri al Caffè dello Sport si è parlato soprattutto della Triestina e dei problemi che ha la Triestina, che non sono solo quelli della partita che ha perso, una Triestina sfortunata. È stato decisivo il rigore del Lecco e quello non concesso. Vediamo fra poco il servizio, ma vediamo qui sul giornale che se ne va Cernigoj, lo sloveno si accasa in B al Südtirol, dopo Ionizza ora Tesser perde un altro pilastro al centrocampo, in arrivo Knežević. Unione maltrattata anche dagli arbitri, ma il club si muove, il caso sin da inizio stagione alla Bardati con troppe decisioni e revisioni FVS contrarie. Allora rivediamo insieme il servizio proprio sulla partita della sconfitta a Lecco per 1-0.
Una Triestina ancora a tutto cuore, con una buona produzione offensiva, si arrende a Lecco per un rigorino che, a dirla tutta, lascia pure qualche perplessità, specie considerando l'intervento in area a forbice su Fagioli, non inserito negli highlights, che forse aveva molta più legittimità come penalty. La gara prende le mosse con lo spunto di Kliaic al 15° con un destro a giro dal limite, muro del difensore, successiva palla vagante raccolta da Cernigoj che spara dai 20 metri. Al 27° bella palla di D'Urso in contropiede sulla corsa di Kliaic, l'attaccante entra in area da sinistra e il suo tiro, deviato da un difensore, viene bloccato da Furlan. Dopo l'azione del mancato rigore concesso all'Unione, i padroni di casa provano a rendersi insidiosi da fuori area. Al 43° su un contatto Cernigoj-Zanellato in area Labardata, Massari indica il dischetto tra le vane proteste della Triestina. Šipos spiazza Matosevic ed è 1-0. Nella ripresa Metlica trova un buon sinistro egregiamente respinto in tuffo da Matosevic. Al 60° azione insistita dell'Unione, Gunduz prova il mancino dal limite, venendo rimpallato la sfera si impenna in area con Johnson che batte al volo a colpo sicuro trovando Zanellato al limite dell'area piccola a metterci la testa. 3 minuti più tardi mischia furibonda su azione d'angolo, caos in area piccola con 2 labardati a terra e Lecco si salva con affanno. Poco più tardi è un cross da destra respinto da Silvestri, preda di Bonaiti che calcia potente da posizione defilata, Matosevic c'è. Ancora angolo per il Lecco, spizzata di Marrone sul primo palo e sfera che attraversa l'area piccola spegnendosi sul fondo. All'81° D'Urso si gira e tira in piena area, sembra il colpo del pareggio, ma Furlan è prodigioso e sventa il pericolo. La gara si chiude così, con pure un gol annullato per l'Unione e tante recriminazioni per aver meritato decisamente di più. Ancora una notizia di sport, ma di Serie A, signora scatenata, la Juve travolge la Cremonese ed è terza con Napoli e Roma, questo è il risultato, appunto una signora scatenata, quella che sta plasmando Luciano Spalletti dopo la vittoria per 3-0 a Reggio Emilia con il Sassuolo, ecco il 5-0 di ieri sera alla Cremonese con la partita messa in ghiaccio già alla fine del primo tempo. Queste le notizie per quanto riguarda lo sport. Qui vediamo qui Napoli, sfuriate veleni, Conte rischia 2 giornate, questo è il resoconto insomma della giornata di ieri, in particolare di Serie A. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà ospite in studio con noi Francesco Bussani, consigliere del Partito Democratico, capogruppo a Muggia, poi invece dalle 9 alle 10 parleremo con Mirko Martini, consigliere di Idea Giuliana a Trieste. Fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere comunale di Muggia, Francesco Bussani. Buongiorno a tutti. Ben arrivato ben trovati nei nostri studi. Allora, si parla soprattutto di Muggia, ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche con il sindaco Paolo Polidori, che poi il nostro Gianluca Paladini incontrerà anche a Muggia, del carnevale, no? Si avvicina ormai, abbiamo archiviato le festività natalizie, si avvicina l'appuntamento più importante, no, di Muggia, che è quello del carnevale, e si è parlato molto di questo provvedimento pensato insomma in chiave della sicurezza, come ci ha spiegato il sindaco, di una sorta di ticket d'ingresso da 10 euro per l'area dei festeggiamenti. Allora, cosa dite su quello che è stato reso noto insomma per il momento, perché ancora non è stato definito nei dettagli, no? Allora, quel che posso dire io è che non so a quale versione di questo provvedimento siamo, per cui veramente mi risulta difficile esprimere un giudizio, perché questa cosa continua ad evolversi e a cambiare man mano che passano le settimane e che anche probabilmente il sindaco e la giunta ricevono i primi riscontri rispetto a quest'idea, perché inizialmente si parlava di questo ticket di 10 euro per l'accesso al centro storico, tanto che unico commento che ho fatto anche rispondendo su Facebook a qualcuno è stato quello di dire ok, ma noi andiamo a chiudere il centro storico con
con questo ticket di 10 euro, però tutti i problemi, o la maggior parte direi dei problemi di sicurezza che ci sono stati a Muggia negli ultimi anni, sia d'estate che d'inverno, perché anche quest'estate ne abbiamo anche viste il carnevale estivo. delle belle, sono sempre stati fuori dal centro storico, specificamente presso la stazione delle Corriere, presso gli ex Giardini Europa, ora Giardini Cosina, o comunque in aree limitrofe. C'è un altro piccolo parco dietro al Despar, dietro la stazione, cioè ci sono aree in cui probabilmente perché poco presidiate si concentrano i problemi. Ora è ben chiaro che chiudere il centro storico non risolve questi problemi, perché potremmo trovarci alle assurdità già viste quest'estate, che dopo magari menzionerò, in cui hai una fortissima concentrazione di forze dell'ordine e di vigilanza in aree specifiche e 30 metri più in là vale tutto. Ecco, questo non credo sia funzionale, però ovviamente il sindaco venuto in trasmissione ha detto l'opposizione dice falsità, sarà presidiata anche l'area della stazione, sposteremo il capolinea della Venti all'Alto Adriatico. Esatto. Allora, per l'amor del cielo, se questo è il piano, è migliore rispetto a quello annunciato in precedenza, ma io posso dare il mio giudizio solo su quello che il sindaco dichiara. Se il sindaco dichiara prima nero, poi bianco, poi aggiusta il tiro, io posso solo corrergli dietro, non sono in giunta, non partecipo alle riunioni organizzative perché nessuno chiede il nostro contributo come opposizione, un suggerimento, non siamo coinvolti in niente, siamo posti solo davanti alle decisioni prese e su quelle possiamo andare a esprimere un giudizio. Io ripeto, quest'estate mi è capitato personalmente, sono andato a recuperare mio figlio a casa di un amico, sono uscito dal parcheggio di Caliterna proprio in prossimità di Ferragosto, non mi ricordo se era il 14 o che giorno era, c'erano 3 camionette della polizia, tutti i poliziotti schierati, abbiamo avuto una ventina, una trentina di poliziotti lì, ho fatto la curva e dietro la curva in via Roma c'erano decine e decine di ragazzi che urlavano, ascoltavano musica, ma per amor del cielo probabilmente non stavano facendo niente di male, però se si parla di sorveglianza, vigilanza e sicurezza, io mi aspetto che anche presso questi assembramenti ci sia almeno un congruo numero di personale delle forze dell'ordine che vigila su quel che accade. A presidiare un po' il territorio, no? Mi si dirà, ok, e sono dati reali, dati poi anche dai sindacati di polizia e altro, che le forze dell'ordine in questo paese in generale, non solo a Trieste, sono a corto di personale, servirebbero maggiori assunzioni. Certo. Io mi chiedo, uno, perché un governo a tutti i livelli, dalla regione allo Stato al comune, che appartiene a una determinata parte politica che della sicurezza ha fatto il suo cavallo di battaglia, non metta in piatto dei concorsi pubblici per aumentare il numero di agenti delle forze dell'ordine e soprattutto perché dobbiamo continuare a vedere decine di poliziotti e militari fermi ai nostri confini di Stato quando in realtà e sotto gli occhi di tutti, sui giornali, sui vostri servizi, i problemi che ci sono in città. Forse quel personale avrebbe più senso spostarlo in centro e magari lasciare i militari come sono adesso e magari mi si potrebbe dire ma è un problema di competenze, i militari non possono svolgere funzioni di sicurezza. Nuovamente io direi cerchiamo di guardare un po' più in là del proprio naso, volendo fare una norma ad hoc, probabilmente a livello ministeriale
tutte queste cose si potrebbero risolvere con estrema facilità, probabilmente non c'è la volontà di farlo. Perché... Allora, è una domanda che si pone Giuliano. Sì. Buongiorno a tutti voi, sono Giuliano. Buongiorno. Chiedo come mai con al governo la destra, regione la destra, in comune idem, la colpa di tutto in primis sono i migranti, è colpa della sinistra, qualcosa non torna, dice Giuliano. E poi sempre sul tema migranti, concludo. Nevio ci scrive: buongiorno, sveglia Trieste, non vedo perché l'ufficio per gli migranti non viene trasferito in via Mascagni, visto che nell'interno c'è molto spazio. Non credo che i migranti possano dar fastidio, non sarebbero in fila come oggi che stanno davanti alla questura con il freddo. Credo che in un paese civile e democratico non dovrebbe succedere, dice Nevio. Insomma, questo è un problema di Trieste. Io posso dare una mia chiave di lettura. Un partito, una coalizione dei partiti che hanno costruito la loro fortuna elettorale sul tema sicurezza e sulla paura dei cittadini, a pensar male verrebbe da chiedersi che interesse abbiano a risolvere realmente i problemi della sicurezza. Perché il governo Meloni ormai è in carica da 3 anni, Fedriga è 8 anni o 9 che sta governando questa regione. Di Piazza sono 2 mandati che governa Trieste, stiamo arrivando alla fine del secondo mandato. Polidori governa Muggia, Polidori che è anche segretario provinciale della Lega, governa Muggia da 4 anni, le cose vanno sempre peggio e si continua a propinare alle persone questa storiella che è colpa di chi c'era prima. Ora, io concordo ovviamente col signor Giuliano, se non sbaglio, sì, rispetto a quel che dice, credo siano scelte squisitamente politiche. Perché far attendere le persone in strada al freddo piuttosto che spostarle in un ambiente più ampio dove potrebbero stare all'interno? Nuovamente, a pensar male, io potrei dire che forse fa più comodo che le persone che passano vedano un sacco di persone in fila per poter dire guarda quanti ce ne sono, però nuovamente guarda quanti ce ne sono andrebbe rigirato al mittente chiedendo scusate e cosa state facendo rispetto a tutte le promesse fatte nel decennio, perché ormai non possiamo più parlare di qualche anno precedente, nel decennio precedente rispetto alle soluzioni. Niente. Parleremo ancora di politica perché poi ieri c'è stata amaretta all'interno della maggioranza a Trieste e in qualche modo insomma i destini poi dei 2 comuni, no? Trieste e Muggia un po' sono legati insomma, in diversi modi, anche più... in vari modi, a più livelli, però sentiamo subito la telefonata. Pronto? Prego. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno a voi, mi chiamo Franco. Franco, buongiorno. Buongiorno, io sono un po' stufo di sentire dire che manca il personale di polizia o altro, perché è male impegnate, vi spiego anche il motivo. Uno, per quanto riguarda le questure, negli Stati Uniti siccome il postino è un ufficiale pubblico, i passaporti li fanno nelle poste, so che c'era un provvedimento che spostavano a breve, perché è inutile tenere ragazzi giovani in questura a sbrigare pratiche cartacee, quando questi dovrebbero essere impegnati nelle strade. 2, il comune di Trieste, la signora per la sicurezza, ha detto che mandava la polizia locale a fare insegnamento per quanto riguarda la viabilità e altro nelle scuole. Sì. Mi perdoni, ma anziché utilizzare la polizia locale, io faccio un contratto a uno della scuola guida e lo faccio girare nelle scuole, non tiro via
persone che a me servono sulle strade per fare giochetti stupidi, cioè nel senso che per piacere le carte datele in mano ad altri personale o alla posta, come fanno anche negli Stati Uniti, che le poste sono aperte fino alle 11 di sera. Un passaporto mi costa $40 per 10 anni e debito di mandare la polizia locale a insegnare nelle scuole come bisogna comportarci. Prendo uno di scuola guida, gli faccio il contratto e faccio girare tutte le scuole di Trieste. Capito, dice, e mandiamo gli agenti a fare fare altri lavori, insomma, più urgenti. Questo dice Franco. Più importanti. Perché mi continuano a dire che manca il personale nella polizia. Non è che manca, lo impegnate male, gli date delle mansioni che non devono fare, sono dedicate altre persone per fare quelle mansioni. Capito Franco, questo è il suo suggerimento, insomma, a chi amministra in particolare, no? Cosa pensa di questa proposta? Io penso che questa è una proposta interessante, però io credo che le soluzioni si trovano quando si va veramente ad analizzare il problema. Il signor Franco adesso ha detto due cose di assoluto buonsenso, anche perché soprattutto queste giunte qua, a queste giunte qua piace privatizzare, esternalizzare i servizi, per cui la proposta mi sembra assolutamente da valutare. Concordo che, come ho detto prima, avere decine di poliziotti fermi ai confini, ma anche sentire che appunto i agenti di polizia locale sono impegnati in fare educazione stradale nelle scuole, che sono tutte cose meritorie e legittime, ma in un momento di emergenza, concordo col signor Franco, si possono cercare altre soluzioni. Se il problema è la mancanza di personale, allora non, tra virgolette, spreco il personale che ho e lo dispiego a gestire quelle che sono le urgenze maggiori. Però ecco, quella che ha detto il signor Franco è un'opzione, però io mi chiedo quante volte sia stato veramente analizzato il problema per cercare delle soluzioni funzionali, perché alla fine è un servizio che viene reso ai cittadini. Per l'amor del cielo, io ho un figlio che adesso va alle superiori, se gli fanno educazione stradale ben venga, certo, però è davvero necessario che lo facciano gli agenti di polizia, è davvero necessario che, come diceva il signor Franco, ragazzi di 30 anni, 35 anni o anche più giovani siano impiegati a mettere carte, timbri, insomma, a fare fotocopie, carte in questura, quando potrebbero essere impiegati altrove e magari si potrebbero fare. Se mi si vuole dire che ci sono problemi di bilancio, anche dei contratti a termine per un periodo specifico, magari quando c'è un picco di problema. Le soluzioni, volendo, si trovano. Ringrazio il signor Franco per il suggerimento, spero che chi di dovere lo valuterà e ci penserà. Allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto? Eccoci, buongiorno. Prego. Può abbassare? Io sono Antonio, prima mi sono prenotato. Antonio, buongiorno. La sentiamo? Buongiorno. Sì. Dovrebbe abbassare il volume della sua televisione, altrimenti ci sente in ritardo. Sì, adesso spengo proprio, va bene. Ecco. Perfetto, ci ascolti attraverso il telefono. Prego? Ci ascolti pure attraverso il telefono. Allora, sì, Antonio, sì, che cosa voleva dirci? Uno parla direttamente alla televisione, striscia la notizia qua, triste. È in diretta, signor Antonio, può parlare. Io dicevo una sola cosa. Sì. Il giudice che mette in libertà con il braccialetto elettronico, lui non deve fare altro che le deve accompagnare, il giudice, farle accompagnare dalla polizia alle carceri, poi sarà il Ministero delle Carceri a vedere se sono poste, sono sovraffollate o non sono sovraffollate. Il giudice non può dire metto il braccialetto e poi ammazzano continuamente questa gentaglia.
Ho capito. Questo volevo dire io. Il magistrato, il giudice, le devi far accompagnare al carcere. C'ha la condanna di 20 anni, 10 anni, 3 anni e fa accompagnare al carcere. Ora sarà il Ministero delle Carceri dove mettere, dove collegare questi delinquenti, perché sennò non la finiamo mai più. Capito Antonio, grazie. Allora dice Antonio, insomma, ha poca fiducia in questo strumento, no, del braccialetto elettronico, perché vede che magari comunque le persone vengono reiterati i reati, quindi sì, è poco efficace secondo lui. Ecco. No, io credo che anche in questo caso sia un problema di procedure e di legislazioni che magari lasciano spazio all'interpretazione, no? Perché è sempre questo, spesso questo è il problema in Italia. Però io credo che anche in questo caso, resisi conto che un problema c'è, si può andare a intervenire a livello legislativo, si riscrive una legge in modo che non sia interpretabile. Poi si dirà sì, ma la Corte Costituzionale deve valutarne la bontà, d'accordo, però almeno ci si prova. Se si resta fermi allo stato attuale, si vede già il disastro in cui si vive. Le carceri sono sovraffollate in tutto il territorio nazionale, quindi io posso anche capire, ma solo idealmente, che per i reati meno gravi magari si scelga un altro percorso, proprio perché si sa già che non c'è posto dove mandare queste persone, a patto di non creare situazioni di affollamento che vanno a peggiorare tutto il contesto sociale anche all'interno dei carceri, quindi creando problemi di sicurezza e facendo magari convivere persone che hanno commesso crimini completamente diversi, mettendo anche a rischio l'incolumità magari poi di qualcuno che non ha commesso reati violenti o altro. Per cui io credo che anche quello è un problema. Sì, ma che se le cose non funzionano, le cose si cambiano. Se si reputa che le leggi attuali non siano sufficienti, si modificano le leggi. Ma è inutile nascondersi dietro. Ecco, io questa cosa è sempre colpa dei giudici, perché poi la polizia magari arresta le persone ma i giudici li liberano. I giudici applicano le leggi fatte dal Parlamento. Se le leggi non vanno bene, le leggi si cambiano. Questa maggioranza ha tutti i numeri, a tutti i livelli governativi per poter modificare le cose, se le vuole modificare, che le modifichino. E poi si potrà esprimere un giudizio, però se si lascia tutto invariato è difficile che le cose cambino. Allora, Alida ci scrive, tornando alla politica, mi chiedo, articolo odierno sul piccolo, ma un po' quello che abbiamo dato anche noi ieri nel nostro telegiornale, mi chiedo cosa significhi la dichiarazione del sindaco di Trieste o del governatore, mi sfugge, parlate di meno, sa aiutarmi lei? Forse lancia un po' una provocazione la signora Lida su questo tema, no? Il governatore Fedriga ha fatto questo appello, insomma, a restare uniti e ha detto parlare di meno, lavorare di più, in particolare no? Sulle uscite. Ci sono un sacco di persone che parlano molto ultimamente, sì, si fanno alcune sparate per poi smentirle, insomma, le fa più di qualcuno è questo di questi giorni. Io capisco la difficoltà di Fedriga che, visto che si stanno avvicinando le elezioni, si voterà nel 2027, vuole fare un richiamo all'unità. D'altra parte è stato il suo assessore al bilancio, suo nel senso di appartenenza allo stesso partito, ad aver fatto una sparata sul giornale contro i colleghi di giunta, che è una cosa che onestamente quantomeno trovo di cattivo gusto. Poi se uno non si trova bene in quella giunta può sempre dare le dimissioni ed andarsene. Io, lungi da me voler difendere l'assessore Rossi o l'assessore Babuder, però sono tutte persone con cui ho avuto anche occasione, proprio qua a Sveglia Trieste, di confrontarmi onestamente, al di là delle appartenenze, mi sembrava che fosse molto possibile dialogare e che si cercasse sempre di fare le cose per il bene della città. Quando un assessore dice al mio assessorato, il mio assessorato non riceve sufficienti risorse per svolgere alcune cose,
quel che io mi aspetterei da un mio collega assessore al bilancio è discutiamone, vediamo se c'è un modo di trovare le risorse, non un attacco di quel tipo che in qualche modo getta ombra su tutti, perché poi la giunta è un organo collegiale, cioè non è che affossando un assessore si spicca, e soprattutto si mette in difficoltà il sindaco. E non dovrei essere io in qualche modo a difendere l'operato della giunta di piazza, su cui ci sarebbe tanto da dire, però parlo proprio di rapporti umani. Se uno non si trova bene in una maggioranza può dare le dimissioni, può uscire dalla maggioranza, andare nel gruppo misto, sono tante le cose che può fare, certo. Però rivendicare una paginona sul piccolo per gratificare il proprio ego mi sembra la scelta più sbagliata. Comunque andate avanti così, cioè nel senso... Ecco, infatti Fedriga poi ha parlato di favori all'opposizione. Esatto, basta, cioè l'opposizione fa il suo lavoro, la maggioranza... non il bene della città, insomma, certo, che faccia il suo lavoro, ma discorso, stesso discorso potremmo farlo per le uscite. Probabilmente Fedriga ha parlato in maniera vaga, ma anche il nostro sindaco ha fatto qualche uscita infelice. Il sindaco Polidori, che fra l'altro è anche il segretario provinciale della Lega, che è il partito quindi non è un signor nessuno, ha dichiarato: potrei candidarmi a sindaco di Trieste. Guarda un po', però la mattina successiva ha immediatamente smentito, come al solito, dando la colpa al giornalista, dicendo avete capito male, non ho detto questo. Non ci credo, un giornalista fa il suo mestiere e riporta, se non esattamente quel che viene detto, quel che viene fatto capire. Quindi Polidori ha fatto la sua uscita legittima, le ambizioni ci stanno tutte, io non metto nessun giudizio in questo, però se dopo 2 ore dall'uscita del giornale esce un post sulla pagina del sindaco in cui si dice no, ma io non ho detto questo, io non volevo dire questo, significa una sola cosa, che qualcuno più in alto ha fatto una telefonata e ha detto caliamo un attimo le ali e riportiamo un po' di equilibrio, anche perché, ahimè, piaccia o non piaccia a Polidori, a Fedriga, abbiamo una Lega che è in costante calo e Fratelli d'Italia che resta stabile e forse a volte cresce. Quindi difficilmente io credo che agli amici di Fratelli d'Italia vada bene che esca senza aver fatto una riunione, senza aver concordato così, una candidatura così. Comunque, se questo è il clima nella maggioranza di governo, credo che i prossimi mesi ci riserveranno ulteriori sorprese. Ecco, lo diceva la vostra segretaria regionale oggi sul giornale, cioè, ci aspettano insomma dei mesi. Perché si scaldano gli animi ed è giusto che le persone in qualche modo manifestino il proprio interesse ad avere ambizioni diverse, a crescere, a ricoprire ruoli. Però io credo che certe cose bisognerebbe avere almeno l'accortezza di concordarle con gli alleati, proprio per non rischiare di venire smentiti o accusati di avere il cervello raffreddato dal freddo, come ha dichiarato il sindaco di Piazza il giorno successivo all'uscita diciamo, del suo assessore, al bilancio, insomma un assessorato non poco pesante. Ecco. Assolutamente allora, come ha anche rimarcato poi il governatore Fedriga, allora abbiamo una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Senta, io dovrei fare qualche domanda al consigliere. Prego. Dunque, per quanto riguarda, dato che sono residente a Muggia, per quanto riguarda il ticket al centro storico, ma anche i residenti devono pagare per entrare al centro storico? Prima domanda. Seconda domanda, io dico, ma si può spostare il mercato del giovedì, dato che lì al centro è un cantiere aperto? È un cantiere aperto. Prova a posteggiare e lavoro per i vigili urbani per mettere contravvenzioni. Altra cosa, a Muggia. Io devo ancora capire, io sono 4 anni che vivo a Muggia, ci sono le strade limitrofe al centro che sono disastrate, strade strette,
non ho mai fatto dei lavori, e questa è un'altra cosa. Per quanto riguarda, io ho seguito prima il TG vostro per il presidente della regione, Massimiliano, lui dice la bemba dei gang, si sono fatte delle leggi, sono state fatte delle proposte, ma lì non si risolve nulla, perché a monte il problema di queste bembe gang nasce dalla famiglia. Però lei una sera, una famiglia che si riunisce e riescono a fare una cena, o magari uno ha lo smartphone, un altro guarda la televisione, un altro ha problemi con gli amici, poi escono non avendo nessun rapporto interno familiare e nascono tutti queste bembe gang, perché chiaramente non sono soddisfatti. E poi un'altra cosa, quando prendono i ragazzi che commettono reati, io parlo di minorile, dovrebbero prendere i genitori, perché la punizione la date ai genitori, perché tu hai creato una famiglia, hai creato un figlio, lo devi educare come la legge, devi fare tutto che sia una persona che possa essere civile, non che diventa delinquente. Tutto qui. Grazie Roberto, sono tanti temi che ha toccato. Proviamo a coprirli rapidamente, chiedo solo un aiuto. Sì. Allora, il ticket per entrare al Carnevale, i residenti... Il ticket ha detto che, alla versione che conosco io, perché ripeto, continua, anche qui, è vero, e per i mugesani non ci sarà da pagare il ticket sarà solo per... cioè per le persone non residenti, quindi quelli che vengono a visitare Muggia per il Carnevale. Da quel che ho capito io dovrebbe essere il pagamento, qua ho qualche perplessità, ma dovrebbe essere fatto tramite app, e non so che app, ma spero che nei prossimi giorni capiremo alcuni dettagli, e dovrebbe essere possibile comunque avere dei pacchetti famiglia, non so come chiamarli, per cui con delle scontistiche. Però tutto da verificare, perché ripeto qua la versione cambia ogni 2 giorni ed è difficile stare al passo. Quindi per le informazioni che abbiamo adesso questo è quel che io ho capito. Che ci hanno detto. Allora poi spostare il mercato del giovedì è possibile? Il mercato del giovedì il sindaco ha già detto che lo sposteranno. Adesso con i cantieri quando partono in via Tonello il mercato si sposterà al piazzale Alto Adriatico e noi avevamo anche fatto una mozione chiedendo che in realtà questo non avvenisse, semplicemente perché ci sono tutte delle aree in Piazza della Repubblica, in via Roma. Allora, chiedo scusa perché sennò magari chi ci segue non capisce. Il cantiere di rifacimento della volta del Fugnan è un cantiere che andrà a coprire un'area molto ampia, ma proprio perché l'area è molto ampia, in realtà si sposterà a pezzi, no? Chiaro, prima ha fatto un'area, poi quella successiva, limitrofa, eccetera, a lotti, brava. E dal momento che non verrà scoperchiata l'intera parte finale del Fugnan, e visto che con la presenza del mercato in realtà si vivacizza l'intero centro mugesano, quindi ne beneficiano anche altre attività presenti sul posto, non itineranti come il mercato, si diceva il fatto di spostare tutto all'Alto Adriatico potrebbe avere un impatto anche poi su altre realtà economiche, però il sindaco su questo è stato tassativo, ha detto no, troppo complicato, la polizia locale dovrebbe poi star dietro, fare ordinanze, cioè, sembra sia difficile e di conseguenza verrà spostato tutto all'Alto Adriatico, penso nelle prossime settimane. E poi il discorso strade, il signor Roberto qua sfonda una porta aperta, ho litigato tra virgolette più volte con il nostro sindaco anche durante il Consiglio Comunale. Avevo presentato proprio una mozione chiedendo nella fattispecie l'asfaltatura di via Mazzarei, che è quella che dalla stazione va verso il cimitero, e la risposta è stata non è vero niente, cioè, come spesso accade, ahimè, quando ci si relaziona con questa giunta, non è vero niente, noi abbiamo asfaltato tantissimo, va tutto bene, siete voi in malafede. Ora io invito chiunque mi stia ascoltando e sia di Muggia ad andare in via Roma, poi farsi il giro
via 25 aprile, campo sportivo e torna giù per via D'Annunzio, a vedere in che stati sono 3, ne cito 3 ma potrei citarne altre, 3 delle strade maggiori che sono di anche Muggia, cioè sono comunque quelle a maggior principali, non percorrenza, sono stradine piene di buche, ma uno rischia veramente di farsi male, però se quando queste cose si fanno notare viene detto no, non è vero, siete in malafede, noi abbiamo speso un sacco di soldi sulle asfaltature, vabbè, può anche darsi che li avete spesi male, perché evidentemente le persone non se ne stanno rendendo conto. Vedremo se riusciremo poi a chiederlo direttamente poi al sindaco. Io mi ricordo quando ero assessore, si parlava con gli uffici, perché ovviamente arrivano le istanze da parte dei cittadini, bisogna asfaltare qua, abbiamo sempre dato la priorità alle strade con maggior percorrenza, ma questo è anche comprensibile, cioè se c'è una stradina laterale, a meno che non ci siano proprio problemi di sicurezza con un buco in mezzo alla strada, però la priorità per gli asfalti viene data a quelle dove magari ci sono strisce pedonali, quindi l'asfalto deve essere a posto, se una macchina frena deve frenare in un determinato numero di metri senza rischiare di scivolare, è tutto comprensibile, però sono stati spesi un sacco di soldi per promesse elettorali fatte dal sindaco durante la campagna del 2021, penso ad esempio a Via del Serbatoio, che lui cita ogni volta come se fosse Via del Serbatoio, era in una situazione disastrata. Ha fatto bene il sindaco di intervenire. Però va anche detto che quella strada forse non avrebbe dovuto riasfaltarla il comune di Muggia, c'era un contenzioso in corso con le cave. Quando è stata rifatta Via del Serbatoio non è stata fatta bene come avrebbe dovuto essere fatta, questo è giusto che i cittadini lo sappiano, si è semplicemente asfaltato. Ora il camion delle cave mi dicono che pubblicità. Siamo in ritardo per la pubblicità. Dico solo, ora i camion delle cave passano per una strada privata che hanno distrutto, i cittadini hanno protestato e nessuno sta facendo niente, ci sono le crepe sulle case, perché i camion non vanno via per Via del Serbatoio ma vanno per questa strada privata. Altra strada. E purtroppo là i cittadini sono indifesi. Ecco. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con il nostro ospite Francesco Bussani. A fra poco. A fra poco. Rieccoci in diretta, stiamo ancora parlando di Muggia con il consigliere Francesco Bussani, consigliere d'opposizione, ma abbiamo in collegamento anche il nostro Gianluca Paladin, proprio direttamente da Muggia, con il sindaco Polidori e con l'assessore ai servizi sociali, se non mi sbaglio. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea e anche buongiorno naturalmente ai tuoi ospiti. Sì, grazie Laura, buongiorno a te, buongiorno anche al tuo ospite Francesco Bussani. Esatto, siamo in centro a Muggia insieme a Gianna Birnberg, assessore ai servizi sociali, alle politiche giovanili, ma non solo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti, buongiorno a Francesco. E buongiorno naturalmente anche al sindaco di Muggia, Paolo Polidori, buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a tutti, un saluto particolare a Francesco, che mi pare che abiti a Muggia, ma non mi ricordo bene. Poi avrete tempo di dirvi qualcosa, immagino. No, è un punto importante perché si parla di una novità per Muggia, un centro di aggregazione per i giovani, proprio qui dove siamo, in questo magazzino che sta di fianco a noi, un centro di aggregazione per la fascia 14-24 anni, no? Per garantire di conseguenza di fatto quello che diventerà un polo per i giovani qui a Muggia, con anche la biblioteca, il campo di basket alle nostre spalle, insomma è un po' il punto del vostro programma. Sì, la genesi di questo centro è data dalla interlocuzione con la Fondazione Cassa Risparmio di Trieste, che ringrazio ovviamente sentitamente, perché appunto si cercava di trovare un qualcosa dove investire a Muggia e quindi su questo abbiamo puntato come obiettivo praticamente condiviso da parte di tutti, quindi è un finanziamento consistente che coprirà il 100% della spesa.
consisterà in 200.000 euro che saranno dati al Comune, quindi gestiti dal Comune, che si occuperà poi dei lavori di ristrutturazione e di allestimento di questo centro assolutamente importante, che, ricordo e sottolineo, fa parte dei punti fondanti del programma di coalizione del centrodestra, per cui è uno dei punti sui quali abbiamo puntato, ci siamo spesi, l'avremmo fatto probabilmente anche con risorse nostre, ma ben venga questo finanziamento da parte della Fondazione. Ci siamo tra i giardini Cosina e Postogna, giusto Assessore? Sì, qua abbiamo il giardino che è dedicato ai bimbi più piccoli, che è il giardino dedicato ad Amelia Postogna, abbiamo il campo di basket, abbiamo la biblioteca, a fianco qua in via Roma abbiamo anche il Museo Carà e il Teatro Verdi, no? Quindi l'intenzione proprio della logistica è quello di creare un polo educativo culturale a disposizione di quella fascia che fino adesso comunque da molti anni Muggia era scoperta e di cui c'è una necessità assolutamente primaria, cioè da sempre, non da molti anni, no? Sì. Da sempre scoperta sulla fascia adolescenziale, diciamo così. Che ci sono stati per degli anni il progetto, che era sempre un progetto del Comune, e poi dal Covid in poi non c'è stato più nulla, ma per la prima volta in assoluto sarà proprio il Comune a gestire e ad essere, diciamo, titolare di un centro di aggregazione giovanile in autonomia, e questo secondo me è un tassello fondamentale ed è, permettetemi, un sogno che si realizza assolutamente. Ancora presto per parlare di tempistiche, però insomma dentro questo magazzino si potrà anche creare non so, un'attività particolare, giochi e altre tipologie di intrattenimento, immagino. Ma assolutamente sì, adesso ovviamente con gli uffici stiamo lavorando su un progetto pedagogico educativo e questo posto vedrà un'accoglienza per gli adolescenti, vedrà un luogo di aggregazione, ma non solo, di confronto, di crescita, di formazione e anche di studio, perché verranno strutturate delle aree, delle zone adibite allo studio anche in orari, in fasce orarie diverse dal solito, visto poi la fascia, il target a cui sarà dedicato. Ovviamente anche gli orari saranno predisposti in funzione delle loro necessità, in presenza ovviamente di figure professionali abituate a lavorare con queste fasce. Avete già accennato, ma insomma è anche per garantire un approdo sicuro per i giovani, no? Anche per dargli una zona di sfogo sana per riuscire a divertirsi tutti assieme. Beh, certo, soprattutto se si pensa che in questa fascia, cioè dalle medie in poi, Muggia non offre praticamente nulla, se non d'estate magari ovviamente il lungomare, i centri sportivi eccetera, però ecco, soprattutto nel periodo invernale da ottobre, da inizio scuole fino a giugno, effettivamente mancava un posto dove questi ragazzi potessero riunirsi senza dover andare necessariamente a Trieste o magari aggregarsi per fare cose peggiori, ecco, diciamolo così. Sindaco, questa polemica sul castello, cambio brutalmente discorso. La polemica sul castello, allora a monte di tutto ci sta una storia bellissima che racconteremo nel momento in cui la futura proprietaria verrà qui a Muggia a parlare di come è nata questa idea e di come si è sviluppata. Le polemiche sono nate, qui faccio un po' il Franco da Udine se posso, no? La telefonata no? Dove si dice ma vorrei chiedere, visto che c'è un ospite illustre dall'altra parte che ha tirato fuori parecchie polemiche, perché una di queste era il castello perché non lo prende il comune, no? Sarebbe a costo zero per i cittadini perché potrebbe farlo la regione per esempio, e poi il comune a costo zero potrebbe impegnarsi a farne la manutenzione. Allora vorrei capire un attimino il costo zero dove sarebbe. Allora intanto è impossibile che il comune in 20 giorni, perché si parla di 60, ma anche se fossero 60 per il diritto di prelazione che vale per lo Stato, per il comune, per gli enti locali vale 20 giorni. In 20 giorni tirare fuori 3 milioni, quello che è il costo del castello, adesso non so di preciso, è praticamente è matematicamente impossibile, perché non ci sono soldi stanziati, non ci sono i tempi tecnici e quindi Bussani dovrebbe sapere queste cose, ma effettivamente ha voluto strumentalizzare, portare avanti una polemica assolutamente sterile per l'ennesima volta basata sul nulla, perché un comune non può avere a disposizione quei soldi dall'oggi al domani. Secondariamente vorrei capire come pensava
il consigliere Bussani di mantenere il castello, perché ci vogliono tanti soldi che ovviamente vanno a pesare sui servizi dati ai cittadini, nel senso che bisogna togliere da altri servizi per pagare quello che è la manutenzione del castello, che non sono pochi soldi. Quindi, siccome Bussani diceva ma è tutto a costo zero, primo non si poteva fare, secondo non ci sono i soldi e bisogna toglierli ai cittadini per altri servizi. Quindi Franco da Udine chiede qual è la risposta in questo caso del consigliere di opposizione del Partito Democratico Francesco Bussani. Vediamo se con i nostri potenti mezzi, Laura, riusciamo a far sentire la risposta. Io metterò in viva voce qua con il cellulare. Vai Laura, Bussani se vuole replicare. Abbiamo sentito queste dichiarazioni del sindaco, ora il consigliere risponde, no? Perché diceva appunto... Sì, ho sentito tutto molto chiaro. Allora, innanzitutto saluto calorosamente l'assessore Bilberg, altrettanto calorosamente Paolo da Muggia per questo spunto. Allora, inizio con bella questa iniziativa del centro di aggregazione. La zona è anche quella giusta, perché quella è una delle zone problematiche di Muggia. Sappiamo che spesso l'abbiamo denunciato anche noi con mozioni e altro, ci sono stati problemi in quelle zone proprio di sicurezza e atteggiamenti esuberanti da parte di giovani, quindi farlo è un'ottima cosa. Vorrò capire un attimo i dettagli, perché da quel che mi risulta l'ambiente è molto piccolo, quindi parlare di giochi, studio e altro, vorrò capire come si svilupperà sta roba, perché stiamo parlando di una stanzetta, quindi per quanto possa essere poi multifunzione, però prima di dare un giudizio finale, credo comunque sia una cosa meritoria, Sindaco e Gianna. Immagino che ci saranno anche attività magari più rivolte all'esterno nei mesi caldi, perché sennò veramente la stanzetta è piccola. Però vorrei rispondere a Paolo da Muggia per quel che riguarda il castello. Allora, caro Paolo da Muggia, come tu ben sai, perché ci possiamo dare del tu, insomma, ce lo diamo sempre, la Regione è in grado di fare miracoli. La Regione in una notte ha trasformato Porto San Rocco da località turistica a centro residenziale, per cui le persone potevano andare a risiederci nel giro di una notte, volontà. Quindi se la Regione vuole, ha gli strumenti normativi e anche finanziari ed economici per comprare il castello nel giro di una notte. Non servono neanche i 20 giorni della prelazione, ci deve essere la volontà politica. Poi può darsi che Paolo da Muggia non ricordi che lui stesso quest'estate aveva detto di aver chiesto al presidente Fedriga di intercedere per acquistare il castello, e il presidente Fedriga, anche giustamente, dopo tutti i soldi che ha dato all'amico Paolo da Muggia, avrà detto a un certo punto basta, no? Ho anche altre decine di comuni da amministrare e da supportare in questa regione, per quanto tu sia un caro amico non posso dare tutto a te, e ci sta. Però il fatto che non ci sia la volontà di stanziare queste risorse non significa che la mia richiesta sia assurda, e dico che a livello gestionale, così come è fatto per la pescheria, Paolo da Muggia, e così come è fatto per il Bar Verdi, ci sarebbe la possibilità di esternalizzare la gestione del servizio. È una formula che voi conoscete molto bene, quindi non è che me la sto inventando io. E poi l'eventuale gestore del castello potrebbe organizzare eventi, matrimoni, cerimonie, concerti, tutta una serie di attività che poi garantirebbero anche gli introiti sufficienti a garantire la manutenzione. Questa è la proposta di Francesco da Muggia, non ho velleità poi di convincervi, però che non mi si venga a dire che è un'assurdità, per piacere. Io ho trovato molto di cattivo gusto che Paolo da Muggia abbia detto che io suggerisco di tagliare fondi ai servizi sociali, alla sicurezza. Queste sono tutte bagianate, banali, dette per accattivarsi un po' di consenso, però tra persone raziocinanti e che si dicono le cose come stanno, io mi aspetterei che il sindaco dica la proposta di Bussani non è percorribile perché la Regione non è disposta a investire questi soldi e perché abbiamo altri programmi, ma non che mi si venga a dire Bussani vuole tagliare
i servizi sociali, vuol tagliare la sicurezza, ma di cosa stiamo parlando? Allora mi aspetto un po' più di onestà intellettuale, ecco, da parte dei miei avversari, perché io credo che di averla sempre applicata. Diamo la controreplica come chiosa, sì. così poi chiudiamo il collegamento. Sindaco? Sì, solo in maniera sintetica. È vero che io già, non lo scorso anno, ma anche prima, avevo parlato con Federica per una ipotesi di acquistare il castello, ma farlo anche gestire dalla Regione, che sarebbe stato un attimino meglio. Il fatto di non avere i tempi non c'erano neanche per la Regione, perché la Regione, Francesco, aveva già chiuso la norma finanziaria prima della notizia della vendita dell'acquisto del castello, e per cui non ci sarebbe stato automaticamente la possibilità di inserire a bilancio quella posta. Questo per quanto riguarda l'acquisizione del castello. Poi, se si fa riferimento a una vecchia pescheria che ha 50 metri forse e che è stata affidata a un gestore che sta facendo un'attività commerciale, ma per un posto piccolo, allora sono d'accordo, infatti l'abbiamo fatto, a costo zero, anzi paga l'affitto anche per quella zona. Stiamo parlando di un castello. Cioè un castello ha delle spese enormi di manutenzione, ha delle spese enormi di gestione, ha delle spese enormi per quanto riguarda, perché se vogliamo aprirlo ai cittadini e ai turisti c'è bisogno anche dei custodi, di personale che stia lì e sia pagato, quindi le spese sono veramente altissime e su queste spese non si può pensare che vengano coperte da matrimoni, cerimonie, concerti o altro, bisogna che il Comune ci metta soldi e anche non pochi, e questi pochi soldi, anzi non pochi soldi, vanno necessariamente tolti da altri servizi che il Comune dà ai cittadini, le manutenzioni, il sociale. Ho fatto delle ipotesi, però su queste un consigliere comunale dovrebbe dire: bene, facciamo una delibera dove costo del castello 500.000 euro all'anno, da dove togli le risorse? Questo è il punto, e quindi non è nessun attacco altro, ma su questa risposta Bussani ha detto ma andrebbe a costo zero, e io dico non è assolutamente così, mi faccio un business plan e vediamo quanto secondo lui sarebbe da tirare fuori, secondo me tanti soldi che il Comune dovrebbe togliere da altri servizi, punto. Allora dobbiamo davvero chiudere il collegamento, ma è stato anche un confronto, devo dire, estremamente cordiale e sincero. Posso dire una cosa, una battuta, perché Francesco Bussani a Muggia, nonostante il fatto che mi tiri le orecchie, mi faccia gli sgambetti, mi pungoli da tutte le parti, resta comunque una persona, anzi direi molto simpatica. Non so perché, non so come è possibile, non posso dire questo di altri consiglieri dell'opposizione, però lui non lo so perché, ma mi resta una persona simpatica. Quando ci vediamo al di fuori comunque il sorriso c'è e la cordialità c'è, dobbiamo dirlo. Bussani vuole salutare i suoi colleghi, immagino, dai. Io confermo quel che ha detto il sindaco, cioè tra persone che si occupano del territorio, e se c'è il rispetto reciproco, poi le tensioni ci stanno, le appartenenze ci stanno, ovviamente non la si vede allo stesso modo, però io credo che ci sta anche la battuta, come lui sa, sia con lui che con i suoi assessori, spesso ridiamo sotto i baffi durante i consigli comunali, ma perché alla fine siamo tutti là idealmente per fare il bene della nostra città, seppur con punti di vista diversi, però credo che nel rispetto reciproco ci siano tutti i margini poi per un confronto anche sereno, a volte acceso, ma sempre nel rispetto delle persone. Allora, grazie. Una volta acceso grazie Bussani, grazie a te Laura della Linea, grazie ovviamente a Gianna Birnberg e a Paolo Polidori, assessore sindaco di Muggia, e vi restituisco. Grazie. Da Udine anche salute. Da parte grazie nostra, a dopo. Grazie davvero, a dopo. Allora, io dico solo una cosa, per conoscenza dei cittadini, perché il sindaco prima ha detto una cosa specifica, e cioè che la Regione ha chiuso il conto finanziario. Allora, questo può anche essere vero, non sto a sindacare su questo, però io dico il Comune di Muggia ha una risorsa a bilancio che si chiama fondo di riserva, che ammonta a qualche centinaia di migliaia di euro. La Regione, fatte le debite proporzioni, immagino abbia fondi di riserva ben più ampi e cospicui. Di conseguenza, se c'è la volontà, le cose si possono fare. Come ha detto il sindaco, era stato lui stesso a proporlo in primis a Federica. Federica ha detto no,
Allora diciamo che Fedriga ha detto no, non diciamo perché ci stiamo avvicinando alla campagna elettorale che tutti quelli della Lega sono bravi e buoni e lavorano per il bene di Muggia. No, sono state fatte delle scelte. Allora, 18 milioni per la galleria, questo è il regalino fatto da Fedriga per acquistare, insomma, sono il scelte. castello di Muggia. Allora, c'è Massimo che ci scrive, abbiamo davvero ancora pochi secondi, siamo un gruppetto di persone che partecipa ogni anno alla sfilata di Carnevale. Quest'anno per protesta abbiamo deciso di non partecipare, come noi tanti altri. Carnevale magro, dice Max. Magari si può specificare meglio, insomma, sì, no, per quale nel motivo, senso, ma... allora, in teoria, da quel che ho capito io, versione di qualche giorno fa, sì? Le compagnie di Carnevale potranno indicare alcuni nominativi di coloro che partecipano alla manifestazione, sì, in modo da non fargli pagare il biglietto. Poi immagino che però lo spirito della mail scritta da Max esatto, sì, fosse quella di dire comunque noi non sfiliamo perché troviamo sbagliato che chi viene a vedere il Carnevale paghi un biglietto, per cui credo sia una forma di protesta silenziosa, e non per non pagare il ticket, perché chi sfila il ticket non lo pagherà. Non lo pagherebbe comunque. Allora, grazie a Francesco Bussani per essere stato con noi, torni presto a trovarci, poi per parlare di Muggia, ma non solo, insomma, vediamo che i temi muggesani sono sempre molto gettonati anche dai nostri telespettatori. Grazie a voi dell'invito e buona giornata a tutti. Buona giornata, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il consigliere di Trieste di Idea Giuliana, Mirko Martini. Bentornati in diretta. Allora siamo in compagnia, lo salutiamo subito, di Mirko Martini, consigliere comunale di Idea Giuliana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben arrivato. Allora, abbiamo parlato molto nella prima parte di Muggia, perché c'era il consigliere Francesco Bussani e in collegamento anche il sindaco di Muggia con l'assessore, il sindaco Polidori, ma nella prima parte, facendo la rassegna stampa, abbiamo parlato molto anche del comune di Trieste, no? E di questo caos di inizio anno, insomma, che cosa succede? Un po' di frizzantezza, un po' di bora all'inizio dell'anno ci serve, no? Allora, come vede come questo... battuta potrei dire che le prime donne dovrebbero smettere di farlo. Insomma, non è toccapiano, dai. Sì, pianissimo, ma giustamente, cioè, quando anche un consigliere che sostiene la maggioranza vede questo tipo di scaramucce che non servono né a Tizio né a Caio né a Sempronio, diciamo che è normale che gli elettroni girino, se si può dire, anche perché poi il messaggio che passa all'esterno è uno, che è quello che sembriamo spaccati, che non andiamo. In realtà poi, nella realtà vera delle cose, è totalmente il contrario. Semplicemente qualcuno la prende sul personale, qualcun altro lo prende sul personale e poi vengono fuori queste cose. L'hanno detto un poco tutti, l'ha detto il presidente Fedriga, che magari è più velato rispetto al sottoscritto, l'ha detto il sindaco stesso che governa questa città da molto tempo e che ha bisogno che la sua giunta vada anche a livello personale d'accordo, non solo a livello politico. Dopo è normale che in una coalizione si possa discutere, questa è la base della democrazia, se non ci fosse questo smetterebbe di essere una democrazia vera. Quindi siamo partiti scoppiettanti in questo anno, ma sono sicuro che poi come sempre ci ricompattiamo, discutiamo, magari possiamo mandarci anche quello. Succede spesso ma anche all'interno di Idea Giuliana, quando discutiamo su cosa portare avanti, magari ci accappigliamo per i capelli un attimo e dopo torna la serenità. La pace. È giusto, come succede in ogni famiglia, che ci può essere un litigio, un momento di tensione, un momento in cui qualcuno è più stanco, qualcuno è meno stanco, perché poi anche la stanchezza gioca un ruolo, no? Uno arriva. Il dato vero è che noi abbiamo approvato il bilancio a Natale, siamo tra i comuni che lo fa
e i comuni di queste dimensioni solitamente fanno fatica ad ottenere questo ottimo risultato. È un risultato che noi portiamo a casa, mettiamo subito all'inizio dell'anno a disposizione denaro vero per i cittadini, per i servizi, per il sociale, per tutto quello che serve alla città senza andare in millesimi, senza andare poi in esercizi provvisori. Ripeto, le prime donne devono smettere di fare le prime donne, tutti lavoriamo per un solo obiettivo, che è quello di non migliorare, perché è brutto dire migliorare, per governare al meglio una città, perché la città è già splendida. È vero, ci sono molte cose da fare, molte cose da correggere, però viviamo veramente in un posto bello. Io quando torno, vado magari vado a fare un viaggio e ritorno poi qui dove ho scelto di vivere, è stupendo, è un momento, cioè veramente ti si apre quando arrivi anche in cima alla costiera, ti si apre quando dico, ah, Trieste lì, anche se non sono nato qui. Chiaro, però insomma, un esempio banale che voglio fare. Ho un'amica che mi ha chiamato, mi ha detto: Mirko, mi puoi magari aiutare? È laureata sempre in giurisprudenza, perché io voglio tornare, è venuta qui a fare l'università, voglio tornare a vivere a Trieste perché mi è rimasta nel cuore. Lei ha un ottimo lavoro altrove, ma vuole tornare qui perché ama questo luogo e può, ogni volta che può viene qua a vedere questa città. Quindi sono anche orgoglioso di essere uno dei consiglieri di questa amministrazione. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sì, pronto subito, perché finisci di parlare. Sì, buongiorno. Allora, può abbassare gentilmente il volume della sua televisione così ci sente meglio attraverso il telefono. Buongiorno, sono Sergio, chiamo da Trieste. Buongiorno Io Sergio. Il castello di Muggia l'ho già visitato qualche anno fa in occasione di un gruppo di fotografi. Sì. Ma lasciamo perdere il castello. Dico, quel che noi abbiamo fatto è la manutenzione degli alberi lungo la strada. Signori miei, ogni poco tempo gli alberi cascano, ribalta la strada, fa danni tremendi. Non so, via Marchesetti, qua in Basovizzana. La Basovizzana è una pista di lancio. Vedi l'ora di avere un libero qualche dunque viene su con la moto sul 140. O facciamo un dissuasore sulla strada o mettiamo. Non avevamo neanche avevamo un solo bottino delle scovate, un solo per tutto, più l'umido, che l'umido non buttiamo là, che avevamo la campagna, quindi lo prendiamo tutto noi. Ma dico, non si fa, tutti i più in zona di Faganoni 7 bottini, e qua noi sfalcio, non avevamo niente, e non avevamo neanche le righe per attraversare la strada, non so se mi spiego, quando viene su quei che svola, non so come mai non è successo ancora niente, ma proprio la Basovizzana che va da Facanoni all'incrocio H è abbandonata, c'è alberi come che avevo detto, alti 30 metri, messi dentro quando io ero Putel mica messo per fare l'albero da andare, ed è quello che ha dimenticato e l'albero si andrà su. Insomma, manutenzione della strada, perché è brutto a vedere l'edera in strada, gli alberi che c'è la corriera che devi tirare via le fronde. Va bene? Signori, chiaro, grazie Sergio. Il castello di Muggia molto interessante. Io eravamo in 15 persone. Le era piaciuto, insomma. 2 anni fa. D'accordo? Va bene, grazie Sergio delle segnalazioni. Parla della Basovizzana, ricorda insomma questa sua visita al castello di Muggia di cui si parlava prima, ma chiede appunto più attenzione a questa strada per la manutenzione degli alberi, per il posizionamento di cassonetti e insomma anche per la velocità, no, delle macchine, quindi dissuasori eccetera. Allora, i dissuasori siamo sempre stati contrari nel metterli perché poi creano delle problematiche qualora ci sia una vera emergenza. Quello che noi stiamo facendo per la sicurezza stradale, c'è stata anche una commissione che parlava degli investimenti che si fanno in sicurezza stradale e di sicuro è una priorità per questa amministrazione.
per quanto riguarda il verde viene manutentato, ci avevamo messo, ricordo una variazione di bilancio dove ci avevamo messo circa 600.000 euro l'anno scorso per la manutenzione del verde. Ovviamente, lo dico sempre, la collaborazione dei cittadini che vengono a segnalare poi quali sono le problematiche aiuta. Sul sito del Comune di Trieste c'è una apposita, diciamo, sezione dove c'è scritto segnalazione di servizi, la si trova in basso sulla striscia nera fra le varie scritte bianche, c'è questo, segnalazione di servizi, si clicca sopra e si apre una pagina dove si può geolocalizzare la problematica, si può spiegare, si possono aggiungere delle foto e dopo veramente l'amministrazione ha la possibilità di dare una risposta. Era una cosa che io una volta che ero seduto qui nel 2021 avevo promesso, cioè un sistema che permettesse ai cittadini veramente di segnalare, dialogare e poi lo abbiamo fatto. Inoltre sulla pagina Facebook del Comune di Trieste e anche della Polizia Locale del Comune di Trieste, perché siamo fra i comuni più social d'Italia, trovate anche i numeri per segnalare eventuali luci che si spengono, perché adesso magari finisce il Natale, tolgono le luminarie e magari c'è qualche problemino in giro, può succedere, può accadere, non è un problemone, però ogni palo della luce diciamo, ha un codicino sopra. Se si cerca questo codicino intorno al palo, poi si può chiamare direttamente il numero verde del gestore, rispondono, si dà il codice e questi poi vengono a controllare in maniera diretta e a togliere il servizio. Questo è un modo per collaborare con i cittadini e far collaborare i cittadini nella vita pubblica, perché c'è bisogno di tutti. Lo dico sempre, c'è bisogno della collaborazione di tutti, non solo nei partiti, ma anche nelle associazioni, a livello civico. Se noi ci comportiamo come una comunità unita, le cose andranno meglio per tutti. Allora, c'è una vignetta di Marco Englaro sul caso dei distributori di benzina della regione suggeriti dall'assessore Scoccimarro, poi lui ha chiarito, insomma si trattava di un'idea, non vuole assolutamente intervenire sul mercato. La SEL, il nuovo benzinaio regionale, la me lavassi i vetri volentieri, questo volentieri alla triestina, no? Quindi volentieri ma no. Quindi grazie anche a Marco Englaro che sa sorridere anche sui casi di cronaca, insomma, le iniziative. C'è stata anche una levata di scudi, no? Non solo dall'opposizione ma anche da Forza Italia ad esempio, no? Quindi non è piaciuta insomma questa idea. Poi l'assessore l'ha chiarita meglio. Le idee vanno discusse. C'è un'idea, si discute, si vede come funziona, si vede se può funzionare o meno. Io odio le levate di scudi, nel senso che nel mio stile, chi sa come lavoro anche a livello consigliare, sa che non elevo mai gli scudi da impuntarmi su una cosa, semplicemente porto delle argomentazioni al tavolo che dopo fanno fare una scelta o un'altra. Si discute assieme, anche tra consiglieri, ma anche all'interno di Idea Giuliana. Io e il collega Roberto Casoni, insieme a Carlo Grilli, discutiamo insieme su quali proposte portare avanti, quali sostenere, per esempio sull'asilo di Roiano. Io ero fermamente convinto che anche la concessione potesse andare bene pur di aprirlo, mentre loro avevano una posizione diversa rispetto alla mia, e alla fine discutendo insieme abbiamo portato al tavolo la nostra posizione e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel per aprire questi posti. È la normalità della democrazia ed è giusto che sia così. Allora, una telefonata, poi pubblicità. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, scusate, volevo intervenire prima quando il sindaco di Muggia Polidori, adesso lui è andato, però il commento lo dico, poi mi rivolgo al vostro gentile nuovo, al vostro ospite. Prima di tutto il castello non costava tanto, costava 2 volte le lucette messe per Natale a Trieste, no? Così ci siamo capiti la prima. La seconda, si muove molto tipo di piazza, difatti penso che punterà lui a diventare il futuro di piazza, ma queste sono cose che purtroppo mi riguardano, ma non posso decidere solo io. Ecco, lui era per vendere, no? Perché il lavoro di piazza è quello vendere. Allora, come potete vedere, a Muggia hanno venduto un meraviglioso pezzo di terra su cui faranno 9 piccoli villini, ecco, in riva al mare. Ecco, questo va tutto bene, no? Ecco, il castello, lui ha parlato di sicurezza, ha parlato di tutte queste cose, no? E poi alla fine mi ha colpito perché ha fatto una cosa che nel suo partito non aveva mai fatto nessuno. Ha parlato di costi di manutenzione, di tenere. Tanti mesi sulla cabinovia, nessuno ha mai detto quanto costa mantenerla. Nessuno si è presentato con la carta del formaggio con su scritto mantenerla costa questo, questo, questo. Ecco, allora vediamo che le cose cambiano, a seconda si fanno, a seconda di come conviene farle, no? Allora, vendere va bene tutto, fare i calcoli va bene tutto, e con questo avrei voluto rispondere al signor sindaco di Muggia, che senz'altro è una brava persona perché ha dimostrato come ha creato un'industria, come ha fatto tutte le cose, però mi sembra che mancano certe cose. E dirgli che un domani lui sarà il sindaco anche dei Maranza alla freccia di Trieste, perché non è che potrà eliminarli o metterli in galera a vita. Comunque, per il vostro ospite dirò un'altra cosa: quello che è successo a lui è successo anche a me. Anch'io ho fatto l'università, anche io ho finito la mia vita, queste cose, e una mia compagna dell'università, chissà perché sono sempre le donne più sensibili, mi ha detto: Maurizio, voglio tornare a Trieste, adesso mi compro una casa a Trieste. Vabbè, io ho dato una mano, io ero qua, cercavo, andavo a cercare, andavo a vedere, l'ha presa. Dopo 3 mesi mi ha detto una cosa che mi ha fatto quasi piangere. Mi ha detto: Maurizio, non è più la Trieste dei nostri tempi. È ovvio, nulla oggi è come ieri e non sarà come domani, però veramente hanno fatto di tutto. Le cose che andavano bene sono state distrutte. L'acustica della sala Tripkovic era meravigliosa, nasceva come stazione delle Corriere. L'acquario non esiste più, non è più la Trieste di una volta. È cambiata tutta, è diventata una Trieste che non è neanche turistica, perché non abbiamo il coraggio di essere turistici, perché essere turistici vuol dire essere aperti anche sabato e domenica per i turisti. Ma questa cosa non succede, capito. Allora, scusi, grazie. Non volevo essere lungo, scusi. Dobbiamo andare in pubblicità, Maurizio, se riesci a concludere insomma, il pensiero. Ma no, guardi, lasci perdere così. Poi ognuno che ha una testa pensa, solo che comportandosi così, purtroppo, tante persone, e non è grave, dicono non andrò al carnevale, ma guardi che tante persone non voteranno più per la destra, Ho capito. E questo è più grave del carnevale. Saluti. Va bene Maurizio, insomma arrabbiato, non va bene come è cambiata Trieste. Mi ci vuole un po' di tempo a rispondere a tutto. Se abbiamo prima la pubblicità. Abbiamo prima la pubblicità, allora rispondiamo subito dopo, a fra poco. Allora, bentornati in diretta 9:24 di questa mattinata insieme a Mirko Martini. Allora, volevo rispondere al signor Maurizio, no, che ha telefonato prima lamentando insomma una serie di cambiamenti che non gli vanno a genio per quanto riguarda Trieste, poi insomma... rispetto alle battute, rispetto al sindaco di Muggia o al sindaco di Trieste, chi fa cosa lo decidono i cittadini votando, quindi, quindi già questo sgombra il campo da ogni possibile velleità di Tizio piuttosto che di Caio. Io credo fortemente nella democrazia. I tempi cambiano, le città cambiano, si modificano. Trieste ha avuto un grande cambiamento con il sindaco di piazza, avrà una futura rigenerazione nel Porto Vecchio e quindi questa
è la direzione a cui è stata data la città anche il sabato e la domenica è stracolma di turisti, di tanto in tanto addirittura mi infastidisco. Dopo che abbiamo lavorato tanto su questo, mi infastidisco, è troppo pieno, è vero, questo è un tema, è cambiata, perché rispetto a quando sono arrivato io e di certo non c'era una giunta di centrodestra a governare la città è cambiata, si è accesa a un respiro più ampio, viene considerata anche a livello internazionale. Abbiamo portato uno dei 10 migliori progetti di rigenerazione urbana del mondo e non l'abbiamo deciso noi a Trieste, che quello era uno dei 10 migliori progetti, non l'abbiamo deciso neanche a livello Italia, che uno dice ma allora siccome governate voi, l'hanno deciso a livello internazionale, dove di certo possiamo dire che grazie al governo Meloni abbiamo sicuramente una caratura diversa rispetto a prima, una stabilità diversa e siamo ascoltati in maniera diversa. E riguardo ai costi delle opere che facciamo, sono sempre trasparenti e vengono sempre dichiarati tutti, senza alcun filtro, basta andare a vedere poi sui siti cosa si fa. Quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. La città si sta cambiando, si sta modificando anche perché qualcuno in passato non ha governato nella maniera corretta, e non lo dico a livello locale, lo dico a livello più alto, pensando che Trieste potesse diventare un campo profughi tranquillamente. Invece non è così e noi l'abbiamo detto a gran voce sempre e in maniera chiara: sebbene la rotta balcanica batta qui, non possiamo essere lasciati soli e soprattutto non possiamo sconquassare il livello sociale della città, perché l'investimento che fa Trieste sul sociale è uno dei maggiori d'Italia, se non sempre il primo, grazie anche a quello che faceva Carlo Grilli, a quello che fa Carlo Grilli in regione. Riusciamo ad avere ottimi investimenti sul sociale e a dare una risposta a chi è in difficoltà, per poi portarlo fuori anche da quelle che sono le difficoltà e dargli un percorso, che questo di rinascita, no? Di ricrescita. Io credo fortemente nel sociale, però nel sociale che serve a farti progredire e andare avanti, chiaro. Altrimenti smette di essere sociale, diventa un assistenzialismo puro, che forse piace di più a un'altra parte politica che dice no a tutte le opere, a tutto, qualsiasi cosa, no, non voglio questo, no, non voglio quello, dobbiamo mantenere lo status quo di tutto. Io non sono per il mantenimento dello status quo, sono per il progredire. Avremo anche in futuro l'ottimo investimento che sta facendo la Camera di Commercio con fondi anche regionali per il Nautaverso in fondo alle rive, che stanno lavorando, e io sto spingendo ogni volta che incontro poi il Presidente, che ormai mi vorrà dare una botta in testa, e gli faccio sempre le stesse domande, ma gli dico: ma come sta andando? Stiamo andando? E lui mi dice sempre: ma sì Mirko, stiamo andando avanti, stiamo investendo, stiamo andando bene, stiamo progredendo. Questo progredendo anche su questo. Molto importante per la città. Gli investimenti non hanno nulla di sbagliato quando si fanno. Quando si può farli, si fanno. Quando non si può farli, non si fanno. Ma investire significa crescere, significa credere in un territorio, significa credere in un futuro migliore. E anche una cosa che noi abbiamo fatto è quella di tagliare i debiti. Noi non abbiamo fatto debiti e li abbiamo tagliati. Il Comune di Trieste a livello economico è stato preso come esempio dal Sole 24 Ore, che di certo non è un giornale di destra, sia ben chiaro. Sulla rotta slovena, la rotta balcanica, insomma, che citava prima, ci scrive Enrico, dice: buongiorno, perché l'Italia non agisce nei confronti della vicina Repubblica e non si decide a chiedere a Bruxelles l'apertura di una procedura di infrazione verso la Slovenia, attraverso la quale
quale i migranti clandestini passano impunemente in Italia, dice Enrico. Perché siamo consapevoli che la Slovenia è un paese infinitamente più piccolo dell'Italia e quindi non possiamo metterlo in difficoltà. Quello che dobbiamo imparare non è che dobbiamo bacchettare tutti come faceva la Germania qualche anno fa, che adesso ha cambiato strategia perché si trovano anche loro in difficoltà, quindi hanno bisogno degli altri, quindi iniziamo tutti a barcamenarci meglio, no? Non dobbiamo bacchettarci all'interno dell'Europa e trattarci come dei nemici o come dei competitor. L'Europa unita deve competere a livello globale, non contro, ma deve poter dire la sua sui tavoli che contano nei confronti della Russia, nei confronti della Cina, nei confronti degli Stati Uniti, che adesso hanno questo modo di fare iper aggressivo nei nostri confronti perché sanno che siamo l'unico competitor e riusciranno ad unirci. La cosa bella è che riescono ad unirci, cioè gli attacchi continui verso l'Europa non ci dividono, ci uniscono ancora di più e questa sarà la nostra forza. Quello che noi dobbiamo fare è aiutare la Slovenia a proteggere i confini esterni europei. Quello che dico sempre, anche la Croazia, se qualcun altro vuole entrare in Europa, secondo le regole, secondo i principi europei, secondo i principi CEDU, può farlo, ma noi dobbiamo proteggere i nostri confini a livello europeo, essere consapevoli che non possiamo accogliere tutti, che ci saranno, dobbiamo creare dei canali legali per entrare, vuoi venire qui, vuoi lavorare, vuoi portare la famiglia, vuoi partecipare alla crescita, non pesi sul welfare, vieni qua, lavori, che fastidio mi dai, ti comporti bene, che fastidio mi dai, nessuno, nessuno. Chiarissimo. Però allo stesso tempo non possiamo andare con una clava in testa alla Slovenia, poveri, perché giustamente anche loro ci dicono diamoci una mano tutti assieme, che è la cosa migliore. Questo è l'atteggiamento. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Signora Buccarella, buongiorno, buongiorno a lei e a Mirko Martini, Nivea. Buongiorno Nivea. Allora, Martini, io dovrei darle una tiratina d'orecchie, mi scusi l'espressione, perché per l'ennesima volta un consigliere comunale che è a Sveglia Trieste fa presente che sullo smartphone trova il sito del comune dove può cliccare, dove può fare. Non è solo lei, sono tantissimi questi. Allora, l'altra settimana, D'Adamo dell'associazione consumatori ha detto che a Trieste il 50% dei cittadini, sia perché sono anziani sia perché non vogliono usare lo smartphone, non lo hanno. Per cui è inutile dire cliccate, fate e avanti. Ho già fatto una discussione con Grilli su questa cosa. Ho detto che lo smartphone è la droga nuova del 2010 e avanti. Perché? È veramente impossibile. Poi adesso con questa intelligenza artificiale, per l'amor del cielo, come ha detto un celebre direttore di quotidiani, io preferisco un'ignoranza naturale che un'intelligenza artificiale. Punto. Allora, poi ha detto anche che le discussioni, parlando dell'assessorato al bilancio in comune, si fanno sempre, però le discussioni vanno fatte in camera caritatis, non sui quotidiani. Mirko, eccolo, chi è assessore al bilancio non può chiudere i cordoni della borsa a suo piacimento, mettendo in sofferenza gli altri assessorati, visto che poi è stato venduto il Carciotti, denaro, debiti, ha detto anche lei adesso, la città di Trieste non ne ha. Ecco, bisognerebbe allargarli un poco per dare i servizi essenziali ai cittadini, e non parlo di welfare, parlo di asili, parlo di strade che tutti si lamentano. Il signor Sergio che ha telefonato prima non è di prima categoria, non è giovanotto, perché se parlava dei bombardamenti che lui ha assistito, perché io ascolto sempre Sveglia Trieste, per cui ha una certa età, e questa cosa dell'eccesso di velocità sulla Basovizzana, che non ci sono i bottini, che non ci sono i passaggi pedonali,
comunali non l'ha detto una volta, come minimo l'avrà detto una ventina di volte. Mi scusi per la mia esuberanza, diciamo, ecco, per entrare nei limiti, però veramente smettetela di dire che si clicca sullo smartphone e si entra in comune. Questo non è possibile. Non è possibile. Grazie Nivea. Allora, Nivea, mando un bacio a Nivea e la ringrazio per la tirata d'orecchie che mi permette di dire che il Comune di Trieste ha attivato un servizio che si chiama Digitale Facile, che sono una serie di lezioni che si fanno proprio per aiutare i cittadini con il digitale, aiutare tutti con il digitale. Ovviamente non esiste solo il digitale, esiste anche l'analogico, perché il servizio a chiamata, telefonata c'è ancora, semplicemente ovviamente la generazione mia ha più facilità a utilizzare lo smartphone e a utilizzare i servizi digitali, andando a velocizzare quelle che sono poi i vari passaggi e le varie questioni. Immagino anche la difficoltà che hanno le persone con lo speed, con tutte queste cose, e proprio il Comune ha messo a disposizione poi questa serie di lezioni attraverso l'assessorato sociale. Tra l'altro, se non sbaglio, abbiamo preso anche un premio per questo tipo di attività, perché ovviamente dobbiamo aiutare tutti quanti e nessuno a sentirsi escluso o in difficoltà rispetto a quello che accade. È come utilizzare i servizi Sesamo, no? della regione. Io utilizzo molto volentieri Sesamo perché mi va comodo avere le analisi lì, avere tutto lì, e allo stesso tempo però mi dicono: guarda che se vuoi c'è ancora anche il cartaceo vicino. È come anche l'utilizzo della posta. C'è chi utilizza solo la posta elettronica come il sottoscritto e odio che mi arrivi posta a casa perché mi ritrovo un foglio in più che poi devo buttare nella carta, e c'è chi preferisce avere il cartaceo. È un modo di vedere. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, purtroppo tutti la chiamiamo intelligenza artificiale, ma ancora rispetto alla definizione di Alan Turing, che diede di intelligenza artificiale nel 54, se non sbaglio, quindi parecchio tempo fa. È un bel po' di tempo. Sì. E quindi è una definizione che è stata data quando anche io non ero nemmeno previsto e mio papà non c'era ancora. Quindi, ecco, quindi non siamo arrivati ancora all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in senso stretto, o nella definizione che ci siamo dati, è la capacità di riprodurre il cervello umano, cioè il non accorgersi. Invece chi usa l'intelligenza artificiale e chi la sa usare si accorge subito che esiste, che c'è e che viene utilizzata. E che è artificiale. Quasi è elettronica, non è artificiale, al momento è elettronica. Bene, assolutamente. Siamo ancora in una fase prodromica, di certo, però questo ci aiuterà in futuro. Immagino in campo medico quanto può essere, siccome è predittiva, quanto possa essere precisa e più veloce rispetto all'umano, ed è importantissimo. Ricordo una storia di una mamma che non riusciva a capire cosa aveva il figlio e è riuscita grazie all'AI. Quello che dobbiamo dire è non avere paura della tecnologia né essere troppo dall'altra parte, ci vuole il giusto equilibrio. Nivea, la nuova droga, no? Diceva, quindi un giusto equilibrio tra i due aspetti. Allora dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, l'ultima pausa della mattinata, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Allora, bentornati in diretta, ancora in compagnia di Mirko Martini, qui con noi, Idea Giuliana, consigliere comunale, sempre un piacere. Purtroppo dovremmo lasciare andare un pochino prima, no, della fine della trasmissione. Ce la facciamo fare tutto, grazie. Temevo, sempre che fosse della gentilezza. un problema, perché ha un appuntamento appunto subito dopo, intorno alle 10, ma c'è subito una telefonata, allora l'ascoltiamo. Pronto? Buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Gabriella della Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa, io per esempio uso molto internet, no? E trovo notizie vecchie anche, perché dico come mai questa area è così trascurata dopo tanti anni, questo edificio è chiuso da tanti anni, per esempio in Borgo San Nazario si è chiuso una casa di riposo che era un gioiello, perché i miei figli avevano giocato in quella casa di riposo quando erano a scuola a Prosecco con gli anziani. È chiusa da anni, è una cosa necessaria per una città, perché siamo una città con molte persone anziane, no? E questo è chiuso da anni, e quello era è comunale. E poi la Domus lì vicino Valmaura, di fronte al palazzetto, al Pala Trieste, è in rovina da anni, e lì ci sono le notizie che io ho trovato nei giornali grazie a internet. Notizie dove si vedono questi 20 anni di piazza, che cosa ha fatto? Questi sono i gioielli che ci lascia di piazza, e quindi mi pare che è il momento di cambiare, dobbiamo svegliarci e dire questo è quello che vogliamo. Il Ponte Verde qua in Porto Bianco 8 anni che è chiuso lì, che passano i tir per tutte le parti delle città, quello che vogliamo. Non è una questione di soldi, perché è una questione di programma. Io non voglio questo per la mia città. Grazie. Grazie Gabriella, buona giornata. Insomma, se ci chiediamo cosa abbia fatto Di Piazza per la città di Trieste, l'elenco sarebbe molto lungo. Cioè, no? Un'oretta mi sa che non ce la faccio a dirle tutte. Quindi ovviamente quando si fa, perché questo è quello che ha sempre contraddistinto il centrodestra, il fare, la volontà di fare. Si può sbagliare, si può non sbagliare, si può ricominciare, ci possono essere inghippi, errori, ci può essere di tutto, ma noi abbiamo sempre dato una direzione ben chiara a Trieste, che è quella di andare avanti, di progredire. E poi magari anche ci possono essere degli errori, molte volte me le sento anche dagli amici che mi dicono ma io lì non volevo che si togliesse il parcheggio, perché quel parcheggio lo usavo, oppure non volevo quel parcheggio perché lì faccio fatica adesso a fare la svolta per poi gli amici. E ho fatto un esempio banale rispetto a delle strisce per terra o meno. Poi sui grandi investimenti di questa città il cambiamento, cioè io ho gli esercenti, i commercianti, soprattutto abbiamo dato un messaggio rispetto all'esterno, che chi viene ad investire a Trieste sarà facilitato nel farlo, punto. Ma non perché non rispettiamo le leggi, ma perché lo mettiamo nelle condizioni di poter lavorare. E per attrarre l'investimento, insomma. Questo è importantissimo, infatti abbiamo visto poi anche che questo può creare delle problematiche, però che cerchiamo di risolvere. Ci sono 6 ordini del giorno al bilancio precedente che sono convinto saranno fatti propri, firmati dai giovani consiglieri di centrodestra che lavorano assieme, e mi chiedo sempre perché non ci sia la stessa collaborazione poi per chi ha un'età un po' più in là, no? Perché noi tre che siamo io, Vatta e Gherbassi lavoriamo veramente molto bene assieme, riusciamo a collaborare e poi a fare le nostre proposte giovani, per il futuro, che in realtà Stefano resta nel mondo giovane, io e Ivo in realtà siamo un po' più in là, non così in là, ma un po' più in là. Però riusciamo a collaborare bene assieme e a portare le cose avanti. Immagino quello che proprio stiamo portando avanti per fare in modo che la Giunta valuti almeno l'aiuto ai giovani per la casa. Io sono grandi problemi, amo un po' di più il digitale, quindi ho richiesto la digitalizzazione ancora di altri servizi in maniera tale da rendere
più veloce poi la pubblica amministrazione e quello che chiediamo per potersi divertire e soprattutto divertire in sicurezza, perché la sicurezza abbiamo visto che è un bene fondamentale per tutti, quindi da questo punto di vista le proposte ci sono, la città continuerà ad andare avanti, ci sono gli investimenti, abbiamo avuto l'intuizione di mettere in vendita il Carciotti, che anche c'erano altri investimenti che volevano farsi oltre che a quello di Generali, quindi le proposte sono arrivate, vuol dire che l'interesse c'era da parte degli investitori. Uno ha vinto la gara e adesso sta investendo più di 60 milioni di euro in questa città per creare un hub proprio per il digitale, l'intelligenza artificiale, per avere industrie in quel campo, in questo territorio, in maniera tale che poi gli ingegneri informatici che si formano all'Università di Trieste possano fermarsi qui. Ma quello che noi stiamo già facendo con l'Urban Center, che io dico sempre è stato osteggiato in ogni modo dall'opposizione, ed è un luogo invece dove i giovani possono vedere le loro idee realizzarsi. Ovviamente sono idee di altro profilo, sono per ricercatori, ma se tu hai fatto una ricerca in maniera sana, in maniera veramente per il futuro, per creare la tua azienda, lì ti danno la possibilità di vederla nascere e incontrare anche gli investitori che ti permettano poi di crescere. Questo è importantissimo che continui, e spero che presto di vedere il terzo piano realizzare. So che c'è qualche problemino, ma faccio tutte le pressioni e le facciamo anche coralmente, tutte le pressioni necessarie per vedere quel posto crescere e progredire, andare avanti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei la redazione, gentile ospite, e a tutti i telespettatori Tele 4. Devo fare una premessa che non sono né di destra né di sinistra, ma quello che io sono sta nel segreto delle mie schede nell'urna. Sì. Allora, fatta questa premessa, non parteggio per la sinistra, perché la sinistra, nonostante che faccia un buonissimo lavoro di opposizione, comunque ufficialmente non ha mai abiurato il discorso di un'invasione da parte degli immigrati, semplicemente se ne sta zitta. Però c'è il centro-destra. Allora, il centro-destra, per capire la bontà di un politico, il politico, diciamo, lo si smaschera quanto fanfarone è su due dati, sulla storia e sui dati, di lì non si scappa. Diciamo che un politico medio, diciamo, si può discostare tra il 5, pardon, una percentuale, tra il 5 e il 15%, grosso modo. Il punto è che la narrativa del centrodestra, dico tutto, da Roma in giù, praticamente lavora a fondo scala. Porto un esempio, e l'esempio ce l'abbiamo oggi con il nostro gentile ospite. Il nostro gentile ospite ha un curriculum che è meraviglioso a dir poco, veramente, c'è proprio una persona, diciamo, appetibile, guarda, non ho aggettivi da aggiungerci, no? Dire meraviglioso a dir poco. Il punto è che, naturalmente, questo trust che noi abbiamo oggi, lui, diciamo, non ha, è tra quelli che prendono meno soldi nell'ambito del centrodestra. Se non avesse la paghetta, passatemi un termine che uso, di 1.700 al mese, probabilmente il gentile ospite sarebbe o fare il lavapiatti da qualche parte a Trieste, oppure se ne ritornerebbe in Germania a cercare, diciamo, qualche altro lavoro. Perché, diciamo, Trieste, per quanto abbia, diciamo, raccontate cose meravigliose e roboanti, resta una città priva di opportunità. Capito, a questo voleva arrivare, chiaro. Porto un altro esempio e dopo chiudo. Prendiamo l'esempio delle navi da crociera alla Chebinovia, che sembrerebbe non siano collegati. Allora, la politica veneta ha già dichiarato che le navi da crociera a Trieste se la riprendono quando sarà pronto Marghera. Naturalmente, levando via tutto il flusso di turismo che viene a Trieste causato, diciamo, dalle navi da crociera, un turismo tra l'altro molto povero, naturalmente tutte queste fandonie, diciamo, che la narrativa del centro-est si racconta verrebbero e il cittadino se ne renderebbe conto. Col discorso della Cardinovia
si nasconderebbe di nuovo la polvere sotto, diciamo, il tappeto, e per dirle, dopo chiudo, perché noi abbiamo oltre il 36-37% di triestini poveri. E la politica triestina non sta facendo assolutamente niente, nonostante che faccia dei proclami robati. Grazie al nostro telespettatore. Allora, questi suoi ragionamenti. Io ringrazio per i complimenti rispetto al curriculum. Se va a vedere sempre il mio curriculum, c'è scritto anche lavapiatti, e lo dico fieramente. Cioè non ho questo tipo di problema, l'ho fatto, ne vado fiero, perché so cosa significa fare un lavoro manuale, so cosa significa poi svolgere quella che è la professione del sottoscritto, quindi non avrei nessun problema se mi dovessi trovare nella necessità di fare il lavapiatti. Anzi, io do valore ad ogni tipo di lavoro, e ogni tipo di lavoro ha una dignità. Assolutamente. Non sopporto invece il reddito di cittadinanza, questo mi dà particolarmente fastidio, perché c'è qualcun altro che lavora per pagare te che non lavori. Quindi questo sicuramente è un concetto che porto avanti poi anche nel modo di fare politica. Per quanto riguarda i numeri e la crescita, credo che i numeri sono da parte nostra. Dopo dipende sempre da come si vedono, no? Perché la lettura di un numero può essere fatta in svariati modi, questo lo spiegano poi in statistica o in quant'altro. Da come lo leggi poi puoi vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Io credo che il politico vada giudicato per quello che vorrebbe fare, che non corrisponde sempre a quello che fa, ma diciamo, l'arco tra quello che vorrebbe fare e quello che fa deve essere stretto, non deve essere troppo largo, sennò vuol dire fare promesse a casaccio, cosa che il sottoscritto e nemmeno Idea Giuliana fa, ma con pragmatismo portiamo avanti i servizi e delle cose che possiamo fare concretamente per i cittadini, e allo stesso tempo però deve avere dei sogni, deve avere un orizzonte, deve avere un'idea di come deve funzionare l'Europa, l'Italia, la regione e la città. Se in questo modo penso di aver portato sempre avanti una linea che è quella politica. Dopo non posso rispondere per tutti, il centrodestra è unito, ma posso rispondere per quello che faccio e per quello che voto poi, e soprattutto per il quarto bottone che abbiamo, che lo utilizzano sempre troppo pochi secondo me. Io sono uno di quelli invece che lo utilizza, che è il bottone del microfono. Che il mio lo vedete lampeggiare abbastanza spesso, anche sentendomi poi qualche legnata dai colleghi. Ma cosa dice? Dico quello che penso e quello per cui sono stato votato, perché i cittadini mi hanno votato, mi hanno eletto in quella posizione per andare poi... Allora, abbiamo davvero 3 minuti, volevo leggere la mail di Davide che ci scrive: Ivea ha espresso un disagio, quello che faccio notare è che il Comune per 10 anni non ha attivato un servizio di aiuto per ottenere lo SPID come previsto nella legge, ora lo SPID diventa a pagamento e il sistema con la carta d'identità e la tessera regionale non sono così immediati come lo SPID. Nel sito governativo SPID c'è ancora la lista dei comuni italiani che hanno messo a disposizione dei cittadini la certificazione e l'emissione degli applicativi, non c'è Trieste, dice Davide, fa notare Davide. E poi ancora invece ci sono diverse mail che chiedono più attenzione alle condizioni delle strade, dice, ne riassumo una per tutte ma sono diverse. Paolo scrive: basta fare i filosofi, pensate alle cose pratiche, strade disastrate, buche rattoppate con un po' di giarina senza mettere catrame, basta una pioggia e la buca si riapre, cioè questa è la segnalazione. Queste segnalazioni ovviamente le raccogliamo. Sulle strade ricordo che abbiamo messo molte risorse, ne metteremo sicuramente molte altre, abbiamo messo risorse reali poi, non fittizie.
per quanto riguarda i servizi SPID c'era una direzione che sembrava prendere il governo, che era quello di eliminare il servizio SPID e di puntare tutto su CIE, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo invece potenziare, secondo me, CIE, cioè permettere ai cittadini di ottenere quella carta d'identità in maniera più rapida, e so quante difficoltà, ne parlavamo anche prima, quante difficoltà ci siano, ne sono totalmente consapevole, e su questo c'è un impegno diretto che posso dire proprio del sottoscritto, perché voglio che i cittadini abbiano la serenità di poter andare a fare la carta d'identità in tempi ragionevoli, quantomeno, perché il dato anagrafico è l'unico dato che ha solo il comune, cioè non c'è nessun altro ente che ce l'abbia, e su questo posso dire la verità. Ho chiesto un investimento anche per la cybersicurezza, in maniera tale che i nostri dati siano molto al sicuro rispetto anche agli attacchi esterni, agli attacchi informatici che ci possono essere, ed è importantissimo per i cittadini avere i propri dati, sapere che la pubblica amministrazione li tratta in maniera sicura, e questo è un altro investimento che ha fatto questa amministrazione. Sono cose che poi il cittadino non vede, ma che ci sono, che sono reali. E sulle buche e sulle strade abbiamo messo un sacco di risorse, le metteremo anche in futuro e stiamo lavorando al meglio. Allora, siamo in conclusione, ringrazio e saluto Mirko Martino e lo invito a tornare a trovarci presto. Qui a Sempre un piacere confrontarsi con i cittadini qua, grazie mille dell'invito. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.